Buongiorno a tutti, bentrovati, grazie per essere qui. Sono Tiziano Grazzetti, sono il direttore della scuola di giornalismo di Buzzati, che i colleghi lo sapranno già, ma insomma lo dico anche a coloro che non frequentano l'ordine dei giornalisti, è il braccio operativo per quanto riguarda la formazione soprattutto dei giovani dell'ordine dei giornalisti. Prima di dare la parola al nostro presidente Boso e a Paolo Sartore, rappresentante di M9, per i saluti istituzionali, permettetemi di ringraziare i colleghi che intanto sono presenti in modo numeroso e ringrazio in anticipo i nostri relatori che poi ovviamente presenterò nel dettaglio. Ricordo che questo appuntamento è ripreso in diretta da Vive TV, che è una web TV, quindi potrà anche essere rivisto per coloro che lo desidereranno. Ringrazio anche la deputata Martina Serenzato, che immagino sia impegnata in interviste, che è Presidente della Commissione parlamentare sui femminicidi e la violenza di genere, l'avvocato Stefano Tigani, che ha seguito la famiglia Cecchettin nel processo per il femminicidio di Giulia e che mi ha dato una mano a organizzare questo appuntamento, l'avvocato Ugo Ticozzi, che ha dato un contributo importante alla nascita della Fondazione Giulia, e ovviamente il Presidente Boso, i rappresentanti del Consiglio regionale che mi hanno supportato per questo appuntamento, in particolare ricordo Carlo Mion, che non è qui perché è in ferie, ma insomma Carlo mi ha dato una grossa mano anche nell'interlocuzione con M9 per questa splendida sede di questo incontro. Due parole brevissime, perché come scuola Buzzati abbiamo organizzato questo appuntamento. Quella dei femminicidi e della violenza di genere resta un'emergenza nazionale e purtroppo ci capita ancora spesso di vedere che la trattazione della delicatissima tematica da parte di noi giornalisti non sempre risulta adeguata, con parole ed espressioni poco attente alle vittime e ai loro familiari. Se ancora nell'ottobre scorso l'ordine regionale con una newsletter ha dovuto richiamare i colleghi all'attenzione e al rispetto del codice deontologico, perché in diverse situazioni si era arrivati molto vicini all'identificazione delle vittime di violenza, significa che c'è ancora strada da fare e noi vorremmo farne un pezzo assieme. Mi taccio e invito il nostro Presidente Andrea Boso sul palco per un saluto istituzionale. Prego. Grazie Tiziano, grazie a tutti e grazie ai nostri relatori che ci aiutano a fare un ulteriore passo in quella che deve essere una presa di coscienza della nostra professione sui temi della trattazione della violenza di genere, ma credo anche ci debba essere una riflessione sempre più approfondita e sempre più tesa a superare luoghi e modi e stereotipi di trattamento di tutto quello che concerne la cronaca. Ormai io credo che siamo, se non al limite come ricordava Tiziano prima, ma siamo sul limitare di una continua violazione non di norme scritte, non di codici che ci siamo dati così tanto per mettere dei paletti, ma perché vanno a ledere la dignità umana, la dignità della persona. In questi tempi in cui osserviamo da parte della società, della cultura, della politica, purtroppo l'utilizzo di termini sempre più violenti, sempre più che superano la incontinenti, ecco, stavo per dire, mi veniva la parola. Io credo che sia dovere da parte dei giornalisti, proprio perché maneggiano l'informazione e la mediazione tra la realtà e l'opinione pubblica e il lettore e il cittadino,
sia necessario cominciare a riflettere sul proprio linguaggio, a riflettere sui termini, a conoscere più approfonditamente sia la parte, diciamo, sociale e culturale nella quale maturano fenomeni di devianza, di violenza, di cui la violenza di genere è uno degli elementi più odiosi e più sconvolgenti, ma debbano appunto cominciare appunto a capire il loro ruolo sociale anche di formazione, oltre che di informazione. Di tutta la vicenda, ecco, abbiamo titolato Prima e dopo Giulia, non tanto perché, e non solo perché per il clamore della vicenda che ha coinvolto, ha segnato coscienze, culture, la società in genere. Dobbiamo capire anche perché lo ha fatto, perché quella violenza è nata in un contesto che non è quello che piace tanto, tra virgolette, a una certa narrazione, cioè quello della emarginazione oppure di quelli che vengono definiti le seconde generazioni di italiane, per cui noi dobbiamo avere e sentiamo indicare delle soluzioni drastiche. No, è nata all'interno di una società che si dice tranquilla, secondo che si comporta secondo le norme, che vive in quel caso una giovinezza, comunque vive un contesto sociale normale, eppure lì si è scatenata la violenza. E credo che questo, almeno personalmente, mi ha spinto a riflettere molto su come noi, come società e come professione abbiamo reagito e abbiamo trattato la vicenda, dal suo inizio fino al suo esito processuale. E personalmente io mi sento di dare la mia gratitudine come giornalista a Gino, perché ha saputo trovare sempre le parole giuste e le parole chiare, credo ovviamente con un grande sforzo personale e di introspezione e di riflessione, per dare la visione giusta della cosa, la visione della vittima, però una visione che non vuole soltanto distruggere, spaccare oppure insistere sulla vendetta. E molte volte noi con la nostra ricerca della notizia cerchiamo sempre un po' di alzare i toni o comunque di insinuare la voglia di una giustizia che sia vendetta, e questo non è civile, non è democratico, e credo che il magistrato possa anche dare degli spunti su questo. Non è di una democrazia che ha da poco compiuto 80 anni, ma che si è data anche dei principi all'interno della Costituzione, per esempio quello della pena come rieducazione, non come afflizione. Detto tutto questo, vi ringrazio i nostri ospiti. Giusy Fasano ci aiuterà anche dal punto di vista giornalistico a capire dove potremmo migliorare la nostra scrittura, la nostra comunicazione. Scusate la lunghezza, però sono cose che io, avendo seguito anche professionalmente la vicenda di Giulia, un po' da fuori, un po' da dentro, un po' in prima persona, un po' da coordinatore delle notizie che arrivavano, ci tenevo a fare un po' il punto e il senso di questa, e dare un senso a questa giornata all'interno della formazione deontologica appunto di noi giornalisti. Buona giornata, buon lavoro, mi scuso, non potrò essere presente a tutto l'incontro per i soliti impegni di lavoro. Vi ringrazio, buon proseguimento, passo la parola a Paola Sartore per il Museo M9. Grazie. Paola, dobbiamo ricordare che
come ordine dei giornalisti abbiamo una collaborazione in corso con M9, di cui ti ringraziamo e vi ringraziamo. Abbiamo organizzato il primo corso per collaboratori nella sala MIT, uno dei primi a livello nazionale, che ha avuto un grande successo, e oggi siamo qui, e quindi ti cedo volentieri a parola. Grazie Tiziano. Devo dire che è con grandissimo piacere che vi do il benvenuto qui nell'Auditorium Cesare Michelis del Museo M9, che vi porto il saluto della Presidenza e della Direzione Generale della Fondazione di Venezia e della Direzione del Museo M9. Saluto e ringrazio per la sua presenza all'onorevole Martina Semenzato, perché ritengo sia particolarmente significativo che ci sia la Presidente della Commissione parlamentare per i femminicidi e per la violenza di genere in un contesto come questo. Ringrazio in maniera particolare l'Ordine dei giornalisti e il suo Presidente Andrea Buoso per aver creato questa occasione di riflessione condivisa, una riflessione che la Scuola di Giornalismo Buzzati ha messo a punto e che nasce appunto all'interno di una convenzione sottoscritta dall'Ordine e da M9 e che ha come fulcro la valorizzazione non solo della formazione ma anche la promozione di una coscienza civica sempre più radicata e sempre più diffusa. Credo sia importante che il primo atto significativo di questa convenzione coincida con questo convegno, perché è un convegno in cui ci si interroga, come è stato detto, sulla violenza di genere e in cui si cerca di capire come Giulia possa essere stata il discrimine, se posso definirlo in questo modo, tra un prima e un dopo che si sostanzia di una maggiore sensibilità, di una maggiore attenzione. Io penso che ogni storia nostra, ogni vicenda umana abbia un prima e un dopo. Se mi permettete vorrei fare un augurio a tutti noi che lavoriamo attraverso con la comunicazione, attraverso e con le persone. E questo augurio è quello di non perdere mai di vista il durante che collega il prima e il dopo. Perché il mio pensiero è che è nel modo in cui trattiamo questo durante, sostanziamo questo durante, che possiamo essere davvero in grado di costruire un dopo in cui ogni diritto umano viene rispettato, che è un po' quello che fa Gino Cecchettin, che continua a fare Gino Cecchettin ogni giorno, anche oggi è in prima linea proprio in questa opera di costruzione di un dopo che sia finalmente libero da ombre e da paure. Quindi grazie a tutti voi per essere qui e buon lavoro. Grazie Paola. Quindi direi che entriamo nel vivo, anche se in realtà già gli interventi del nostro Presidente, di Paola Sartore, ci hanno portato ben dentro la tematica, questa delicatissima tematica, e approfitto appunto della presenza della deputata Martina Semenzato, che chiamo qui a parlare, Presidente della Commissione Femminicidi. Ci siamo conosciuti a Milano proprio in occasione di un evento sulla violenza di genere, quindi sono veramente felice che tu sia qui oggi. Prego. Grazie, buona mattinata a tutti e a tutte. Io ringrazio innanzitutto il Presidente dell'Ordine dei giornalisti per questo invito, ringrazio l'amico Tiziano, ringrazio l'M9 Paola, grazie sempre per la vostra ospitalità e ringrazio tutti i relatori e un affetto speciale naturalmente per Gino Cecchettin. Io sono Presidente della Commissione Femminicidio, sapete che per me è un onore, ma è anche un grande onere perché io ho sempre a che fare con il dolore delle donne. Oggi mi è stato chiesto di come dire, fare delle considerazioni personali su due ordini di argomenti. Uno sicuramente il femminicidio di Giulia Cecchettin, se c'è un prima e se c'è un dopo, e una riflessione su come raccontiamo la violenza di genere e i femminicidi. Allora, io ritengo, ma parlo ovviamente personalmente, che naturalmente come Presidente della Commissione ogni femminicidio per noi è drammaticamente, dolorosamente faticoso,
e penso a Giulia Cecchettin, penso a Giulia Tramontano, penso a Martina Carbonaro che aveva 14 anni di Afragola, penso a Pamela Genini perché ne stiamo vivendo il processo con degli epiloghi che sono quasi da film dell'orrore, penso a Garlasco, però certo che per quanto mi riguarda Giulia Cecchettin ha rappresentato una svolta nel mio modo di vedere la Commissione Femminicidio. Uno, perché io sono diventata Presidente della Commissione il luglio prima del femminicidio di Giulia Cecchettin, con una visione, condivido con voi questa parte umana, molto distaccata, nel senso che come Presidente della Commissione ritenevo di non dover entrare nel merito del femminicidio singolo, del caso singolo, della famiglia singolo, perché ovviamente siamo il legislatore, siamo chiamati a legiferare per tutti e per tutti. Invece poi, quando è successo il femminicidio di Giulia Cecchettin, che per me è legato anche ad una data particolare, perché è l'11 di novembre, l'11 di novembre è il mio onomastico. Sono stata chiamata da Stefano Tigani, che è lì, che è l'avvocato della famiglia Cecchettin, e mi ha detto: Martina, io avrei piacere che tu venissi a conoscere la famiglia, devo dire che ho avuto delle difficoltà a venire. Poi per me invece, Gino, è stata dirimente questa cosa, perché mi ha fatto capire che il femminicidio non è un atto privato, non è un atto familiare, è un atto collettivo e ci riguarda tutti e tutte, riguarda in prima persona l'istituzione e soprattutto la politica, perché all'interno delle leggi che facciamo dobbiamo portare quella umanità che è imprescindibile, ed è questo l'aspetto che ho voluto dare alla mia commissione. Certo, la figura di Gino Cecchettin è una figura forte, importante, la sua fondazione testimonia un lavoro quotidiano sul tema della prevenzione e della sensibilizzazione. Sapete che io ho voluto dare fin dall'inizio un'impostazione alla Commissione con enfosi di strumentalizzazione, di politicizzazione, perché la violenza di genere non può e non deve avere colore politico. Noi veniamo da 5 inchieste della Commissione Femminicidio votate tutte all'unanimità. Quindi sì, secondo me c'è stato un prima e un dopo dal femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha attenzionato la reattività sociale, cioè l'attenzione di tutti e di tutte noi su questo fenomeno, sia come genitori, sia come educatori, ma anche come società civile, perché io lo dico sempre, ricordatevi che uno dei temi fondamentali è la denuncia. Denunciare è un verbo straordinario che nella sua genesi etimologica vuol dire mettere in luce, e quindi il valore, il dovere della denuncia non può e non deve stare in capo solo alla vittima, ma a tutti e a tutte noi. E una riflessione poi che sono chiamata a fare, perché spesse volte voi me lo chiedete, è oggi il ruolo fondamentale di voi giornalisti. Io dico sempre, esiste un diritto di cronaca fondamentale, però esiste anche un dovere di cronaca, e quindi io ritengo che spesse volte, e questo mi rivolgo a tutti voi e a tutte voi, c'è un'esasperazione nella narrazione del femminicidio, della violenza di genere, perché tantissime volte si cerca, no, quella notizia che va oltre l'inchiesta e che forse a quell'inchiesta non aggiunge niente, ma che invece attenziona un'ossessione e come dire quasi una ricerca da serie Netflix di un evento invece drammatico non solo per il femminicidio in se stesso, ma anche per chi rimane. Penso agli orfani di femminicidio, penso ai genitori, ai nonni, e quindi sì, ci vuole un'etica nel reporting. Le parole hanno un valore e i media, ritengo, svolgono un ruolo fondamentale. Spesse volte la narrazione di dettagli cruenti, anche riportare le chat private, retroscena che, come vi dicevo prima, nulla aggiungono all'indagine, però invece trasformano quello che io definisco un po' lo spettacolo della violenza. E quindi penso che tutti voi siete chiamati ad una riflessione profonda su come raccontiamo le cose. Adesso non entro ovviamente nella specificità anche di come, che ne, non so, raccontiamo un titolo
stata uccisa, virgola, perché lo aveva lasciato, è stata uccisa perché aveva un amante, spostando l'attenzione ovviamente sulla vittima, ma proprio sul modo in cui noi vogliamo riportare tutti quei dettagli. E quando dico noi mi ci metto in mezzo ovviamente anche io, perché è giusto fare il racconto, però è anche giusto capire che cosa quel racconto può generare. Oggi noi sappiamo come o dove si prende l'acido per acidificare una donna, noi sappiamo quante pugnalate bisogna dargli, quali sono quelle mortali. Ecco, non so se tutta questa narrazione è necessaria e se invece dobbiamo lavorare più sul tema del valore della prevenzione. Voi sapete che avete il nuovo codice deontologico, non ve lo dico io, delle giornaliste e dei giornalisti, che ha sostituito il testo unico, avete un articolo 13 importante. Io concludo volendo leggere con voi quello che è il punto 17 dell'inchiesta sulle proposte finali della relazione sulla dimensione digitale della violenza contro le donne. Ci tengo a lasciarvi questa riflessione. Questo punto parla di un intervento sul codice deontologico dei giornalisti per contenere il cosiddetto fenomeno della superdiffusione, e questo viene non perché ce lo siamo inventati noi, ma dallo strumento principe della nostra commissione, che sono le audizioni. E ve lo lascio non come imposizione ma come riflessione: suggerire all'ordine dei giornalisti un intervento sul codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, affinché, allorquando venga data la notizia di vicende relative all'illecita diffusione di immagini o di video dal contenuto sessualmente esplicito diffuse senza il consenso delle persone ritratte, non venga indicato il nome del gruppo o del sito ove è ancora attiva, evitando così la superdiffusione, ossia l'involontaria pubblicità da cui consegue un aumento esponenziale delle visualizzazioni a danno delle persone ritratte che patiscono una rivittimizzazione o vittimizzazione secondaria. Ecco, questa è una riflessione che lascio a voi, perché questa superdiffusione riguarda senza dubbio l'online, ma penso che riguardi anche e soprattutto le famiglie, i figli, i nonni, i genitori che rimangono dopo un femminicidio. Grazie a tutti voi e a tutte voi e grazie all'ordine dei giornalisti per questa opportunità. La Commissione, come sempre, rimane a disposizione di voi e approfitto oggi per ringraziare, perché devo dire che i lavori della Commissione sono sempre attenzionati dal mondo giornalistico e fortemente diffusi, e quindi ancor più ringrazio voi che rappresentate la nostra straordinaria Regione. Grazie. Sì, ci siamo. Allora, ringrazio ovviamente la deputata Martina Semenzato per come ci ha ulteriormente fatto entrare nella dinamica, no? Diciamo sempre a livello di giornalisti bisognerebbe usare una parola in meno e fare un passo in meno, invece c'è una tendenza a fare un passo in avanti, una parola in più, e come giornalista che ha lavorato 40 anni nella carta stampata ho vissuto anche questa situazione per cui nelle redazioni cartacee si vive, come dire, con sofferenza il fatto che all'esterno, nel mondo dell'online o nel mondo dei social, gira di tutto, mentre noi siamo tenuti a delle regole molto stringenti. Ma credo che questo sia proprio anche l'elemento fondante della nostra professione di giornalisti, cioè lavorare in termini assolutamente deontologici, in termini corretti, e penso che alla fine questo ci distinguerà in questo marasma comunicativo in cui uno si alza la mattina e pensa di poter dire di tutto. Entriamo nel merito appunto del nostro incontro. Presento i nostri relatori, scusandomi per averli tenuti per ultimi, ma ci tenevo a presentarli con un minimo di attenzione e approfondimento. Parto dalla mia sinistra, dove abbiamo la magistrata Daniela Moroni, PM a Venezia, che ringrazio per come si è subito
messa a disposizione per questo incontro, per portare un focus importantissimo, che è quello evidentemente di carattere giudiziario. Alla destra abbiamo Giusy Fasano, che è inviata del Corriere della Sera, che ha trattato molti casi di femminicidio. Io, seguendo per varie ragioni la violenza di genere, credo di essere uno nella top 10 dei suoi lettori, anche se ne ha sicuramente molti, e la ringrazio anche perché appunto venire da Milano per essere presente, per portare la sua testimonianza è particolarmente importante. E infine ovviamente ringrazio Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia, col quale ricordo tra l'altro l'Ordine dei giornalisti ha una convenzione in atto, e la presenza di Gino si inserisce anche in questo contesto. Sul piano professionale evidentemente il fatto di Giulia, avendolo tra l'altro così drammaticamente anche vicino, mi ha particolarmente colpito. L'amicizia con Stefano Tigani mi ha ulteriormente avvicinato al caso, e poi ci siamo conosciuti anche con Gino, quindi insomma c'è stato anche un percorso di amicizia che tra l'altro mi ha portato a vedere anche sul piano professionale come purtroppo ci sono, quello che diceva prima Martina, ma anche quello che diceva il nostro Presidente, come purtroppo scappi l'acceleratore a noi giornalisti, e a volte si usano termini assolutamente impropri oppure delle frasi totalmente decontestualizzate. Questa è una cosa peggiore dal mio punto di vista che un giornalista possa fare. Mi taccio e do la parola a Giusy Fasano per portarci, per inquadrarci da questa tematica. Hai visto, Giusy, ne abbiamo parlato, la violenza di genere prima e dopo Giulia. Tu hai, spero che sia attivo. Si sente, sì. Benissimo, ci siamo, finora nessun intoppo di tipo logistico, e dicevo, ovviamente tu hai un osservatorio privilegiato per i molti casi che la tua professione ti ha portato a seguire. E ovviamente la mia prima domanda parte dal titolo del nostro incontro. Dal tuo punto di vista si può parlare effettivamente di un prima e dopo Giulia? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, questo lo devo dire. Per rispondere alla domanda, allora, sì, io credo che si possa parlare del prima e dopo Giulia, anche se poi ci sono tanti casi che hanno segnato dei pezzettini che fanno la differenza nelle questioni di genere. Io penso che si possa parlare del prima e dopo Giulia per due motivi fondamentali, per come la vedo io, ne ho anche scritto più volte. Uno è questa specie di rivoluzione gentile, la forza del potere, della gentilezza e della pacatezza di quest'uomo che non finiremo mai di ringraziare per questo, e che è diverso da quella rabbia che pure è giustificata nei casi in cui dei genitori perdono i figli, insomma non è facile come si può immaginare. Quindi nel loro caso, nel suo caso in particolare, nella sua esposizione c'è stato questo potente spinta di gentilezza in una storia che invece si prestava al rancore, a quello che sappiamo, insomma. Uno è questo, e l'altra, che secondo me ha fatto davvero tanto la differenza, e sono state quelle parole magiche di sua figlia Elena, quando ha detto: questo ragazzo non è un mostro, non è un malato, è un figlio sano del patriarcato, ve lo ricorderete. Ecco, quella frase lì, secondo me, a parte il fatto che ha rispolverato e ha tirato fuori dall'armadio questa parola patriarcato che un po' ci eravamo dimenticati nel tempo, e lì è nato tutto, è rinato, diciamo così, e si è sviluppato tutto il ragionamento sul patriarcato: esiste, non esiste, è vero che no, la legge ha abolito il patriarcato, allora tutto quello che avrete sentito nel tempo. Ma ha ragione Elena, cioè il patriarcato non è affatto abolito dalle parole della legge, non basta che ci sia la legge scritta perché le cose poi vadano esattamente in quel senso, altrimenti saremo in un mondo felice
assolutamente privo di ogni genere di delitti, non è così. Quindi è vero che il patriarcato esiste, vive, lotta e scalpita assieme a noi in varie forme e soprattutto è vero che spesso, molto spesso, si fa fatica a riconoscerlo e i giornalisti fanno parte di questa categoria, cioè della categoria di chi non sempre riesce a riconoscerlo e invece non è così. E quindi queste due differenze, queste due questioni, cioè il suo modo di essere come padre di una ragazza uccisa e le parole di Elena hanno fatto la differenza, secondo me. L'hanno fatta assieme all'ondata popolare che come sempre poi incide, no? Lo vediamo nei grandi diritti, l'ondata popolare conta, non sempre in positivo, non sempre, come dire, non sempre porta bene alla società civile, alla crescita civile, però in questo caso sì, secondo me ha proprio fatto la differenza. Grazie, condivido parola per parola perché Gino tra l'altro appunto ha mandato dei messaggi proprio nel momento in cui invece l'ondata social andava in una certa direzione molto pesante, ma penso ad esempio a quando ha avuto delle parole nobili per la famiglia di Filippo Turetta, consapevole di quello che quella famiglia stava vivendo, io l'ho trovato assolutamente importante. Vorrei fare la stessa domanda, ovviamente vista dal suo osservatorio di magistrato. So che la dottoressa Moroni si è occupata e sta occupando di casi di violenza di genere. Leggevo oggi su un giornale, sui giornali locali, che nella sola provincia di Venezia ci sono stati 2 casi di violenza sulle donne al giorno nell'anno scorso, quindi pensate che numeri spaventosi. E appunto volevo chiedere alla dottoressa Moroni una sua valutazione su questo. Sì, buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia per l'invito e per rispondere alla domanda. Sono d'accordo con Giussi Fasano, anche secondo me, anche dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, la vicenda di Giulia Cecchettin ha segnato un po' uno spartiacque. Credo che proprio a livello di coscienza collettiva il suo omicidio abbia segnato una svolta perché ci ha fatto capire quanto è vicino a noi un fatto del genere. Io quando sono entrata in magistratura tendevo a pensare che il crimine, le vicende di sangue o vicende comunque delittuose di qualunque tipo fossero molto lontane da me, che chi commetteva reati fosse altro, così diverso da me. La verità è che non è così, molto spesso le persone che commettono reati, e io devo dire per il mio lavoro ne vedo moltissime, non sono così diverse da me, non sono così diverse da noi, l'altro non è così diverso da noi. Io ho avuto anche l'occasione di leggere il libro che Gino Cecchettin ha scritto e c'è proprio un passaggio a un certo punto in cui lui dice: io non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere, pensavo che la mia famiglia fosse al riparo da questo tipo di fatti, perché avevo creato una famiglia solida, perché eravamo una famiglia normale, usa proprio il termine normale, e invece poi la realtà è questa, che purtroppo vicende di questo tipo possono riguardare tutti, quindi credo che la vicenda di Giulia ci abbia proprio illuminato su quanto poi ci sia trasversalità e certi fatti possano veramente riguardare tutti. Come prima qualcuno diceva, si tende a pensare che certi reati vengano commessi solo da un certo tipo di persone, magari in contesti di marginalità sociale, di deprivazione culturale, oppure da persone che provengono da latitudini geografiche diverse dalla nostra. Non è così, credetemi, come dire, fascicoli per maltrattamenti, per atti persecutori, violenze sessuali, femminicidi, non hanno un'azione, non hanno come dire, censo, non c'è una regola, non c'è uno schema di questo tipo. Dopo la morte di Giulia io ricordo che ci fu un aumento esponenziale per esempio di segnalazioni
denunce, per riallacciarmi a quello che diceva anche l'onorevole, dell'importanza della denuncia di anche giovani, giovanissimi, che avevano capito proprio attraverso Giulia, la vicenda di Giulia, quanto non fosse normale un comportamento magari ossessivo, di controllo, di possesso del proprio fidanzato o comunque di una persona vicina, cosa che prima non era pensabile, non era percepito in questo modo, quindi anche in questo Giulia credo abbia segnato proprio uno spartiacque. Ovviamente dal punto di vista poi di magistrato abbiamo visto come dopo l'omicidio di Giulia ci sia stata una riforma molto importante, significativa, la legge Roccella cosiddetta, la legge 168 del novembre del 23, è entrata in vigore proprio a distanza di pochi giorni dalla morte, dal ritrovamento di Giulia. È una riforma che sicuramente va in un senso di cercare di ampliare i poteri e le tutele che noi magistrati possiamo dare alle persone offese, perché uno dei grandi limiti della magistratura, la magistratura ha tanti limiti, è che noi interveniamo quando una notizia di reato c'è, non abbiamo un potere preventivo, non svolgiamo una funzione preventiva, quindi io faccio pubblico ministero, mi muovo quando una notizia di reato arriva sulla mia scrivania. Con la legge Roccella, per esempio, sono stati ampliati dei poteri, diciamo, è stata anticipata in qualche modo la tutela e quindi oggi la magistratura ha anche degli ambiti di intervento maggiori rispetto al passato, proprio per cercare poi di non proprio prevenire, ma in alcuni casi anche prevenire magari fatti peggiori, ma chiaramente appunto noi ci muoviamo sempre quando qualcosa è già accaduto. Sicuramente possiamo fare tanto, è nostro dovere fare tanto per evitare poi che certi fatti vengano portati magari a conseguenze ulteriori, e quindi con la legge Roccella per esempio si è allargato, faccio degli esempi molto pratici, il concetto di flagranza che consente l'arresto per reati come maltrattamenti, stalking. L'arresto era molto difficile prima per i reati di maltrattamenti e stalking, senza scendere troppo nel dettaglio perché poi il giuridichese è noioso, però in assenza di flagranza e nei reati abituali come maltrattamenti e stalking era difficilissima la flagranza, non si può arrestare. Adesso con la legge Roccella il concetto di flagranza è stato ampliato, quindi nelle 48 ore dal fatto, se vengono portati per esempio gli screenshot, le foto o i messaggi minatori ricevuti, si può considerare in stato di flagranza il soggetto che è indicato come responsabile, che è identificato come autore del fatto. Questo è un potere grande, come lo è il decreto che il PM può emettere lo stesso di allontanamento dalla casa familiare, anche in assenza di flagranza, quindi senza aspettare che la domanda cautelare passi dal vaglio di un giudice, poi viene comunque convalidata dal giudice. Però insomma c'è tutto poi un movimento che si è aperto dopo l'omicidio di Giulia, perché la legge Roccella è del 24 novembre del 23, che ha ampliato i nostri poteri anche per esempio in materia di misure di prevenzione. La Giusticia Fasano di Milano, io a Milano ho fatto il tirocinio, Milano in questo è molto avanti nell'utilizzo delle misure di prevenzione anche in materia di reati di codice rosso, di violenza di genere, che hanno vantaggi enormi perché la soglia probatoria è molto più bassa, perché non ci sono termini stringenti di fase delle misure cautelari, e anche oggi appunto reati come maltrattamenti, stalking, come lo sfregio permanente, la violenza sessuale, l'omicidio tentato, sono tutti reati che consentono anche l'adozione di misure di prevenzione, quindi anche in questo, come dire, dopo Giulia tanto si è fatto e tanto è cambiato. Mi taccio, se no... No, assolutamente, molto interessante proprio per la concretezza dell'intervento relativo anche al cambio di passo per quanto riguarda le misure. A Gino Cecchettin faccio evidentemente la domanda in modo un po' diverso. Sono testimone, diciamo, di quanto ti sei messo in gioco, quanto hai probabilmente, anzi sicuramente portato via anche la tua famiglia, proprio perché la vicenda di Giulia, della sua drammaticità, però come dire, aprisse un seme di cambiamento, di modifica di certe situazioni e di speranza anche. Quel che voglio chiederti è,
passato questi 3 anni, il prima e dopo Giulia, dal tuo punto di vista di padre ma anche di presidente della fondazione, a livello di aspettative, è in linea, cioè sei in qualche maniera, se si può usare questa parola, contento del cambiamento che c'è stato? Buongiorno a tutte e a tutti. Per me esiste solo il dopo, non esiste il prima, perché per me prima c'era una vita normale e quindi non so giudicare come fosse il prima di Giulia e il dopo Giulia l'ho vissuto da un punto di vista particolare, ovviamente. Però nel mio processo è stato proprio quello, capire perché è successo questo, cioè proprio cercare di in qualche modo non colpevolizzare, ma capire perché per una persona che aveva fatto le cose per bene, come avevo scritto sul libro, che si considerava una famiglia normale, perché a me è successo questo. Di solito quella rabbia che viene dopo un evento tragico è dovuta al fatto che non riusciamo a gestire quell'emozione lì. Io sono riuscito a placarla perché ho chiesto: ma posso cambiare le cose? Posso far tornare Giulia? No, Giulia non tornerà più, e quindi da quel punto di vista, da quel momento lì in poi ho cercato di fare qualcosa perché non ci fosse un'altra storia come la mia, perché io ho conosciuto il dolore. Dire se le cose stanno andando nella direzione giusta, io sono molto ottimista, vorrei dire di sì, ma molto lentamente, perché è vero, se parliamo di numeri, di femminicidi, si è visto un leggero calo, però ecco, i femminicidi rappresentano la punta di un problema. Il problema nella sua totalità si chiama violenza di genere e allargandolo ancora di più lo chiamerei violenza, perché poi ci sono stati casi dove per gelosia, per esempio, si sono uccisi 3 ragazzini solo per il fatto di avere dato un'occhiata alla fidanzata di un altro amico. La matrice è la stessa, quindi ci siamo chiesti perché questi fenomeni succedano e assieme al comitato scientifico, che ovviamente studiava questi fenomeni da una vita, e abbiamo capito che la matrice è culturale. Non c'è, come diceva Elena, non c'è il mostro che arriva a fare quello che ha fatto perché a un certo punto va in tilt. C'è un pregiudizio culturale che porta lì ed è per questo che è importante l'educazione. Quindi se lavoriamo molto più assiduamente sull'educazione, su quegli stereotipi che portano a compiere quello, perché se pensiamo a Filippo fino a qualche mese prima, me lo diceva Giulia, è una persona che non farebbe mai male a nessuno, però l'escalation, per fortuna solo in alcuni soggetti, porta a non poter gestire quell'emozione lì, quella rabbia, quell'ira, fino ad arrivare a compiere non solo le violenze ma anche i femminicidi. Vogliamo combattere questo fenomeno, dobbiamo lavorare sull'educazione, quindi sulla prevenzione da un lato, perché ci sono già vittime di violenza e quelle bisogna salvaguardarle, ma se vogliamo guardare il futuro l'unica soluzione è cercare di condividere con tutti, quante più possibile, tutti gli agenti educativi, dalle famiglie alle scuole, alle società sportive, il perché di certi fenomeni, e nel momento in cui li conosciamo abbiamo già la soluzione per capire come combatterli. Grazie. Giusy Fasano, in un'intervista ieri apparsa sul Corriere del Veneto, l'ex comandante della divisione anticrimine della questura qui di Venezia segnalava proprio la difficoltà, lui si è occupato per 30 anni di violenza di genere, e segnalava ancora oggi la difficoltà delle donne nel denunciare, cioè nell'uscire da questa gabbia, no, che le blocca. Ecco, tu hai fatto un bellissimo articolo alcuni mesi fa in cui hai elencato proprio perché a volte le donne non riescono a uscire da quella appunto che io ho chiamato gabbia, e mi piacerebbe che tu, perché tendiamo sempre a semplificare questo aspetto
sappiamo che i social si muovono immediatamente, ma perché non aveva denunciato? In realtà le ragioni per cui una donna non denuncia possono essere molte e tutte degne di grandissima attenzione. Adesso non so esattamente di quale articolo parli. Era un articolo dopo il caso di Pamela Genini in novembre scorso. Ok, allora, a parte quell'articolo e quel caso specifico, le donne spesso non denunciano e abbiamo un grandissimo numero, cioè il numero del sommerso secondo me è immenso, non ci arriveremo mai a definirlo del tutto, spesso non denunciano per motivi veramente variegati. Allora, anzitutto ci sono donne che crescono nella convinzione che quello che sta avvenendo a casa loro sia la normalità. Purtroppo esiste ancora tutto questo, esiste e poi a seconda delle condizioni familiari, del tipo di sviluppo familiare e culturale di ciascuno di queste persone, però esistono donne che pensano che dare un ceffone alla propria moglie sia una cosa quasi normale. Esistono addirittura dei casi, mi spiegava il giudice Roena in uno dei suoi interventi, che ha interrogato uno delle persone che aveva arrestato per violenza domestica, italiano, lo dico perché poi sennò tutto scatta quel meccanismo che chi non capisce tanto sono più gli altri che noi. Invece questo signore interrogato dice al giudice: ma giudice, io mica lo sapevo che picchiare la moglie è un reato, se no non l'avrei fatto. Sembrano cose surreali, ma esistono ancora. Nel 2020, 25, 26, eccetera, esistono ancora delle situazioni in cui credere che il ceffone sia non giustificato ma normale, perché tu non hai fatto quello che io ti ho detto, è una cosa normale, diciamo, e quindi la percezione che si ha del senso di violazione, della violenza in sé, non porta alla denunciare, questo uno. Poi ci sono, noi diciamo sempre denuncia, dopodiché il momento della denuncia è il momento più rischioso per le donne che hanno invece sviluppato la consapevolezza di dover denunciare. È il momento più rischioso perché se tu sei a casa con un uomo strutturalmente violento, tu sai benissimo che la denuncia potrebbe acuire la violenza, che potrebbe andare su tutto le furie soltanto perché sai che tu sei andato per esempio dai carabinieri o in un centro di aiuto per le donne o dovunque tu voglia andare. E quindi in quel momento lì vale il gioco che tu non la devi lasciare, non che la devi lasciare sola. Quel momento lì è quello fondamentale, è lo switch. E non è che sempre avviene questo switch, al contrario, nonostante quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, del parlare, scrivere, fiumi di inchiostro, convegni, suggerimenti, nonostante tutto, esiste ancora, certamente in misura ridotta, e viva Dio che sia così, esiste ancora il fatto che tu denunci una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Quante volte abbiamo letto invece di casi in cui lei lo aveva denunciato, lui l'ha ammassata, lei lo aveva denunciato, oppure lui aveva il braccialetto, oppure il braccialetto famoso non funzionava, oppure aveva scritto 8 denunce, 5 denunce. Ma non è che l'abbiamo letto 30 anni fa, l'abbiamo letto di recente, ma posso citare casi di mesi fa. Quindi anche lì, se uno legge o sente queste cose, sei una donna vittima di violenza in una condizione a casa di questo genere, ti richiedi due cose. E poi, quando anche invece questo passaggio funzioni, tu sei costretta a vivere tutto quanto, a rivivere tutto quanto nei tribunali e nel racconto a questo, a quest'altro, nel fatto che tu possa, non possa, debba essere creduta. Non esiste più forse quel caso in cui andavi dal maresciallo ti diceva vabbè però torni a casa, ma si faccia la pace, tanto sarà stato un momento di nervosismo, ce ne sono stati a migliaia di questi casi in passato. Adesso forse questo si è capito, che gli operatori sono più formati, e questo vale anche per i giudici, per la parte della magistratura più formata, ma ancora tanta strada da fare anche in quel settore lì, e quindi non vale più questa cosa. Però esistono dei casi in cui invece ci sono degli sparuti tra paesini in cui magari non c'è stata quella formazione, eccetera, eccetera. Se vai in procura a Milano, dove c'è il protocollo Zeus, il protocollo Eva, tutti preparati, forse rischi di meno, ma invece in altri casi rischi ancora di trovare qualcuno che ti interrà
senta, vediamo così, se le cose non vanno bene per la prossima settimana torno e ne riparliamo. E questo è un altro motivo. E poi ce ne sono tanti di motivi, ma c'è anche il fatto di non essere creduto è un valore fondamentale per la donna, no? Però uno si predispone, si crea, registra delle cose, poi però l'avvocato ti dice che la cosa non vale, che non l'hai fatto legale. Cioè, sono mille i motivi per cui una donna rinuncia. Io ho visto dei casi in cui la donna ha rinunciato e poi invece lo sblocco è avvenuto per cose minime che però hanno aperto la mente. Ricordo un caso di una donna che l'aveva presa sempre, per anni e anni, aveva preso botte perché il marito beveva, tornava a casa, il solito schema, ed erano botte 9 volte su 10, soprattutto quando lui era in questo stato di alterazione. Dopodiché una sera questo marito torna a casa, fa la solita scenata e nel litigare con la moglie prende una bambolina di una delle bambine di questo signore e la butta per terra. Questa bambolina va in 1000 pezzi e la donna mi raccontava che in quella scena della bambolina che va in 1000 pezzi lei ha visto improvvisamente, come se le si fosse accesa una luce, la sua vita e la vita delle sue 2 bambine andare in 1000 pezzi. Il giorno dopo ha fatto la valigia, è andata in un centro protetto e si è salvata. Spesso il meccanismo scatta per cose che sono nella mente di ciascuna di queste donne che hanno bisogno di essere trovate. Sì, e poi c'è anche appunto, come hai parlato di figli, il meccanismo, il timore di ripercussioni sui figli, no? che resta uno purtroppo dei classici, oltre ad esempio anche la stessa dipendenza economica che non va mai sottovalutata. Dottoressa Moroni, le istituzioni, anche quelle giudiziarie, hanno fatto molti passi in avanti, le forze dell'ordine, nell'accogliere le donne vittime di violenza, cioè c'è stato, come diceva Giusy, un approccio diverso, forse sicuramente più sensibilizzazione, più formazione nel ricevere queste donne proprio nell'accoglienza, penso alle stanze dedicate nelle stazioni dei carabinieri o nelle questure. Ecco, però cosa dal suo punto di vista, quali sono i passi da fare ancora? Allora, sì, a mio avviso tanto è stato fatto, però il problema per esempio della formazione di noi operatori, magistrati, forze dell'ordine, assistenti sociali, perché poi si deve creare, come dire, una rete attorno anche a queste donne vittime di maltrattamenti o di reati comunque animati da violenza di genere. Ecco, il tema della formazione secondo me è un tema su cui ancora bisogna battere tanto, perché parlo ovviamente per me, quando passi il concorso sì, sai tanto, studi tantissimo, tutte le materie del diritto, però poi nessuno ti insegna a parlare con una donna vittima di maltrattamenti, a porle le domande nel modo giusto, a non essere giudicante, perché poi tutti noi siamo animati, vorremmo non esserlo, ma siamo animati da pregiudizi, lo sono anch'io, sono inevitabili, uno ci lavora, cerca, come dire, di dare spazio all'empatia e cerca di formarsi, di leggere, però non sono cose che vengono naturalmente o che si studiano su un libro, si apprendono poi nel tempo. La formazione è importante perché sicuramente avere gli strumenti per capire come relazionarsi con donne vittime di certi reati è fondamentale. In questo l'ultima legge, quella diciamo, che ha introdotto il femminicidio, ha secondo me, al di là della norma sul femminicidio su cui ho diverse riserve, non solo io, ma ha introdotto un obbligo, per esempio, e questo secondo me è molto importante per noi magistrati che ci occupiamo di questo tipo di reati, di seguire dei corsi di formazione annualmente su queste materie. E così anche altri operatori del diritto, e vi leggo perché secondo me la norma è anche significativa. È l'articolo 8 della legge 181 del 25 sul femminicidio, dice: tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata, ha oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari,
la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese, idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma, nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza attiva contro le donne o domestica. Questo secondo me è un tema appunto fondamentale, anche perché, per riallacciarmi a quello che diceva la Giusy Fasano, le donne che si determinano una denuncia non sono molte, molto spesso le denunce vengono rimesse perché magari in un momento di paura la denuncia si fa, poi però ci si sente quasi in colpa perché si è denunciato l'uomo con cui si condivide la vita, con cui magari sono stati messi al mondo dei figli. Quindi trovare le giuste modalità per relazionarsi con le donne, far capire loro quanto è importante poi che mantengano una certa posizione, rassicurarle sulla questione dei figli, quello è un punto fondamentale. Molte donne mi dicono: ma dottoressa, poi ho paura che poi se denuncio mio marito mi tolgono i figli. Io cerco sempre di spiegare alle donne che è esattamente il contrario, cioè il problema è che se tu non sei tutelante verso i tuoi figli perché accetti di continuare a vivere con un uomo che ti picchia, che magari picchia anche il figlio, comunque i figli sono esposti a violenza domestica, cioè lì rischi di perdere i figli, lì magari il Tribunale per i minori dice non è tutelante e quindi i bambini non possono crescere in un clima in cui vedono il padre menare la madre ogni giorno o magari anche loro sono vittime di violenza. I figli spesso sono poi, come ha detto prima la Giusy, il momento in cui la donna prende consapevolezza. Anche a me è capitato di donne che non hanno denunciato fino a che loro erano vittime di violenza, come il marito, il partner ha alzato un dito contro il figlio, allora sono andate a fare denuncia perché mi hanno proprio testualmente detto: finché ero io la vittima andava bene, cioè su di me le botte non facevano effetto, ma toccare i figli no. Però ripeto, su questo c'è tanto da fare, perché poi la vittimizzazione secondaria, cioè il tema del fatto che poi ci si espone a ripercorrere eventi che sono dolorosi, magari di fronte a persone che non sanno raccogliere e ascoltare veramente quello che uno ha da dire, è un tema importante. Io quando devo sentire anche o in fase di indagine o poi in tribunale, dibattimento, donne vittime di questi reati, prima di fare la domanda mi devo proprio tanto concentrare, perché mi rendo conto che basta poco per dare alla domanda un'accezione giudicante o valutativa, o che può essere colta in maniera come dire, non giusta, non corretta. E però questo è uno sforzo che, come dire, ognuno cerca di fare, ma sicuramente la formazione, avere strumenti di questo tipo è fondamentale per noi magistrati come per tutti quelli che hanno a che fare con questo tipo di fenomeni, anche gli avvocati ovviamente, che sono spesso i primi interlocutori delle donne vittime di violenza, prima ancora diciamo delle forze di polizia o della magistratura, e quindi in questo c'è da lavorare. Dei passi in avanti sicuramente sono stati fatti, c'è una grande attenzione per esempio anche della Cassazione, anche del Consiglio Superiore della Magistratura su questi aspetti, anche su cercare di uniformare prassi virtuose su come sentire le persone offese e tutta una serie di aspetti che riguardano comunque la condizione di minori e donne, però sicuramente c'è ancora da lavorare, siamo sulla buona strada, ma c'è tanto da fare e ciascuno prova a fare del suo meglio, però avere anche strumenti che inglobino tutti noi, magari magistrati e operatori del diritto, è importante. Appunto, formazione è sicuramente in maniera trasversale la parola chiave che mette assieme forze dell'ordine, magistrati, giornalisti, per l'appunto avvocati. Ricordo un caso abbastanza recente che era successo a Ramona, il Bellunese, di un padre che aveva ucciso il figlio e poi si era suicidato, che andammo a descrivere, intercettammo delle situazioni per cui veniva descritta la sorella di questo ragazzo e figlia del padre
omicida dicendo la scuola elementare, cioè cose assolutamente inutili, quando appunto con un minimo di formazione puoi addirittura o non mettere nulla o dire se proprio necessario che c'è anche un altro minore in famiglia. Lino Cecchettin, hai incontrato in questi anni, evidentemente nei tuoi incontri di sensibilizzazione, tantissime donne e immagino che in molti casi tu ne abbia anche raccolto lo sfogo. Che idea ti sei fatto sulla difficoltà delle donne di uscire allo scoperto, al di là di questi motivi anche molto pratici, molto pragmatici che abbiamo descritto? Allora, io negli incontri che faccio a scuola con la cittadinanza racconto il mio vissuto, quindi al di là del contesto della fondazione, dove ci sono degli esperti che fanno formazione, io racconto la mia esperienza, incontro tantissimi ragazzi e durante gli incontri con la cittadinanza anche le testimonianze di chi ha subito violenza. Le volte vedi subito chi ha attraversato un momento di criticità o lo sta attraversando, perché gli occhi parlano in qualche maniera. Sarà che in qualche modo c'è un feeling particolare che ti permette di empatizzare con queste persone, sarà che verso di me ci permettono di dire anche una parola in più. Tantissime testimonianze di donne che hanno avuto il coraggio di denunciare e lo raccontano, tantissime che invece si avvicinano, in questo caso o in forma anonima mandando una mail o magari per interposta persona, dicono abbiamo la difficoltà per diversi motivi. Forse tra i motivi più ricorrenti è l'indipendenza economica, perché diciamo, nel pattern, nel processo di prevaricazione c'è un percorso che si ripercuote quasi sistematicamente, dove l'aggressore fa prima terra bruciata attorno alla vittima, cercando di isolarla dalle amicizie, dai parenti, e poi la convince a non andare a lavorare, che basta lo stipendio di lui, e sembra quasi una storia che si ripercuote, la sentiamo spesso, fino ad arrivare ad essere economicamente dipendenti anche dalla persona che procura violenza. Ecco, in quel caso lì è difficilissimo, solo avendo vicino chi ti ama davvero, come i familiari o amici. Abbiamo sentito anche testimonianze di amici che non si sono arresi, perché poi il problema è che chi è vittima di violenza ti respinge, anche quando vuoi dare un aiuto trova tutti i modi di respingerti, perché comunque trova nell'aggressore quell'unica ancora, che ovviamente è dettata da una situazione coercitiva di vivere lì e di stare attaccato a lui. E questo è dolorosissimo. Abbiamo sentito delle testimonianze durante la visita dei centri antiviolenza che fanno veramente accapponare la pelle, e lì bisognerebbe dare una risposta, no? Capire dall'esperienza delle sopravvissute o dall'esperienza delle donne vittime di violenza in che contesto vivono. Ecco, questo forse emerge pochissimo, perché ovviamente c'è questa difficoltà, c'è paura del giudizio, c'è tantissima paura del giudizio, anzi te lo dicono anche, ti racconto questo ma non giudicarmi, quando vedi che non c'è niente di cui giudicare. E lì servono solo gli occhi della compassione, cercare di capire che non c'è nessuna colpa, che tutte le vite devono, diciamo, essere in qualche modo valorizzate, e cercare di fornire l'aiuto il più possibile, anche se certe volte è impossibile dare l'aiuto perché magari non ci sono mezzi, perché non ci sono case a rifugio a sufficienza, perché comunque ci sono dei minori di mezzo, e quindi quando senti queste storie ti senti quasi impotente di fronte a queste storie. Li cerchiamo, ecco, ovviamente grazie alle relazioni che abbiamo tessuto con delle realtà, parlo di Differenza Donna, l'associazione Dire, di passare loro questi contatti e far sì che quantomeno riescano a portare la persona
prima nella situazione di salvezza e poi cercare di dare un seguito anche alla loro vita. Sta partendo anche un progetto di inserimento lavorativo che si inserisce nel momento in cui le donne insomma, si sono affrancate dalla relazione e poi devono iniziare una loro vita, e poi quello è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, e quindi devono trovare fiducia nel lavoro, però è difficile perché chi ha perso la speranza nel prossimo difficilmente riesce anche a trovare la serenità di affrontare un lavoro, quindi lì stiamo cercando di aiutare, però comunque i progetti agiscono su qualche decina, qualche centinaia di persone, quando invece la realtà dei fatti è che sul territorio nazionale stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone. Grazie. Vorrei riflettere con i nostri relatori proprio sugli strumenti di formazione anche per noi giornalisti. Noi abbiamo il nuovo codice deontologico che è apparso dal giugno dell'anno scorso, quindi ha ormai un anno di vita. L'articolo 13 definisce in maniera molto chiara quello che non si può fare scrivendo di violenza di genere, ma c'è un testo che vi voglio sottoporre, che io propongo sempre ai ragazzi che arrivano alla scuola di giornalismo per fare il corso praticanti, per fare il corso dei collaboratori, che si intitola "Oltre le parole, stalking, maltrattamenti, violenze, stupro, femminicidio. Come comunicare la violenza contro le donne". Questo è un testo che potete trovare nella sezione del sito nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nella sezione i nostri ebook, appunto realizzato dal Coordinamento per le pari opportunità dell'Ordine nazionale dei giornalisti, e che è molto puntuale, ci può veramente aiutare proprio per non cadere in quelle situazioni di superficialità, di approssimazione, anche legate evidentemente al modo in cui caotico in cui ci capita di lavorare, e appunto, come dicevo all'inizio, magari slitta la frizione e andiamo a scrivere o a dire delle cose che poi insomma evidentemente scopriamo noi stessi inaccettabili, o comunque delle forzature. Vorrei ripartire da Gino, al di là di questo testo. Voi come fondazione su questo, proprio sul modo di trattare, di scrivere della violenza di genere, come Fondazione Giulia Cecchettin state lavorando tantissimo con i vostri esperti. Sì, il comitato scientifico è composto da psicologi, pedagogisti, di recente si è inserita anche una linguista, la dottoressa Cavagnoli, perché nei programmi educativi ovviamente dobbiamo fare attenzione a tutti gli aspetti, dalla pedagogia al modo di porsi nelle relazioni quotidiane. Siamo una società narrante e quindi noi con le parole creiamo, lo dice anche la Bibbia, no? Il principio era il verbo, quindi è da lì che parte. È per questo che è importante usare le parole giuste. Come procediamo? Non è che facciamo la spunta a tutti gli articoli di giornale, questo assolutamente no, però cerchiamo, ecco, l'aspetto educativo. C'è la professoressa Bielmi, che è una pedagogista, che tra i suoi compiti professionali ha quello di vagliare per esempio i testi scolastici per vedere se ci sono ancora delle espressioni sessiste all'interno dei testi scolastici, che sembrerebbe un assurdo a pensarlo, perché stiamo parlando di testi scolastici che vanno dalle elementari e in su. Però anche gli esempi che si trovano per esempio nell'esprimere le mansioni del padre e della madre si riferiscono sempre a stereotipi tipici: il papà in ufficio, la mamma a casa che stira. Ma non solo, questa è quella che si ritrova più spesso, per esempio in un testo di quarta elementare che era in voga fino almeno 2 anni fa, questo l'ho scoperto durante una riunione con circa 4.000 docenti, abbiamo portato sul tavolo un testo che spiegava l'alternanza Sole-Luna, ovviamente, quindi parliamo di geografia,
ai ragazzi di quarta elementare, lo spiegava con una violenza di genere, cioè il sole maschio aveva procurato violenza alla luna e lei, per ovviamente non essere di nuovo sottoposta alle violenze di costui, compariva quando non c'era il sole, quindi alla notte. E questo è un testo che quando l'abbiamo letto di fronte a 4.000 insegnanti ovviamente si sono meravigliati, pure era un testo che non so se sia ancora in voga, ma sicuramente almeno fino a 2 anni fa era così. Questa è un'attenzione che si deve avere particolarmente, perché in questo caso i bambini imparano che la violenza è lecita. Quante cose le tolleriamo nel linguaggio di tutti i giorni, no? Quando sentiamo l'espressione, io adesso ho degli occhiali particolari perché ho un comitato scientifico veramente di valore, e ogni tanto quando ci troviamo o facciamo riunioni assieme mi danno queste perle, cose che prima vivevo, ascoltavo, sentivo, ma pensavo non mi riguardassero, no? L'espressione a casa tua i pantaloni li porta la donna, no? Che di solito viene detta, e qua stiamo parlando sempre di parole che però hanno dentro un significato, che viene detta spesso tra maschi quando si vuole prendere in giro l'amico, no? Il collega del calcetto, per dire guarda che tu ti fai comandare da una donna, cioè il potere a casa della donna. Ma cosa significa? Significa che quando in una famiglia il potere economico, per esempio, il potere decisionale è in mano a una donna, allora è oggetto di scherno verso un altro maschio. Per me questa è un'espressione patriarcale, come lo è tantissime espressioni, tantissimi proverbi che pensiamo essere innocenti, però alla fine instillano, specie se sentiti fin dai primi momenti dell'infanzia, instillano nel tuo inconscio che essere uomo è qualcosa di più, e poi lo si ritrova nel fatto che nelle decisioni aziendali, nella compagine societaria la maggior parte sono maschi a decidere. Nelle riunioni, quando una donna prende la parola, inizia a vedere i maschi che prendono il telefono, iniziano a guardare, ascoltano, nei ruoli che si vogliono affibbiare, sul termine affibbiare, perché per esempio quando all'interno di un'azienda, all'interno di un partito politico, di una giunta, a chi si dà il ruolo di minore importanza alla donna, quindi provate a analizzare, non so, le giunte come sono composte, e lo schema è sempre quello, e deriva tutto dall'inizio, dall'educazione con cui si fa vedere se maschio e femmina hanno lo stesso posto nella società, partendo dai presupposti di linguaggio e di attitudine verso l'educazione. Allora, proseguiamo con questo vademecum che appunto, oltre alle parole, vi ripeto, si intitola Ogni parola conta, leggo testualmente, la comunicazione sulle violenze nei confronti delle donne ha un impatto profondo sulla società e nel contrasto alla cultura patriarcale. Il giornalismo deve fare la sua parte e il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso. Scegliamo le parole con cura, consapevoli della grande responsabilità che la professione comporta. Ecco, poi questo vademecum definisce in maniera molto chiara, molto solare, come parlare di reato, come parlare della vittima, come parlare dell'aggressore e come parlare del contesto. E con la dottoressa Moroni vorrei riflettere appunto sulle pratiche scorrette indicate da questo vademecum. Ve le leggo molto rapidamente. Fatalità: non definire la violenza con termini che suggeriscono una fatalità come tragedia, dramma, tragico evento. Patologia: non dare giustificazioni patologiche all'azione volontaria del colpevole. Evitare termini come raptus di follia, delirio omicida, follia momentanea. Romanticizzare come pratica scorretta, non accostare termini come amore, passione, gelosia ai crimini commessi. Normalizzare come pratica scorretta, non raccontare l'atto violento come sbocco naturale di una relazione litigiosa, tormentata, difficile e burrascosa. Parzialità:
evitare di fornire informazioni che potrebbero distogliere l'attenzione dalla vittima, e contribuire a una visione parziale o distorta dei fatti. Ecco, poi in realtà leggendo questo vademecum io ho pensato a quante volte invece siamo caduti proprio in queste pratiche scorrette. E torno alla dottoressa Moroni per chiederle, ecco, portando questa descrizione nell'ambito della magistratura, che tipo di passi avanti ci sono da fare, cioè, rispetto a questi concetti? Allora, ho letto il vademecum perché Tiziano me l'aveva girato e ne condivido assolutamente i contenuti. Mi sembra che siano indicazioni, come dire, molto utili per voi giornalisti, per come trattare vicende come quella di Giulia, ma come tante altre. Io parlo dando sempre il punto di vista, come dire, del magistrato, e vorrei sottolineare anche la responsabilità grande che noi abbiamo, perché ci ho riflettuto su come noi per primi descriviamo i fatti. Il pubblico ministero fa le indagini e al termine delle indagini, se c'è materia per fare un processo, fa un capo di imputazione e poi su quello il processo viene celebrato. Fare un capo di imputazione è molto difficile, ognuno trova il suo modo, però mi è capitato di leggere in 12 anni di vita professionale capi di imputazione scritti da decine, centinaia forse di colleghi, e mi sono resa conto di quanto sia facile anche per noi, perché ovviamente mi ci metto anch'io, non sono quella brava a fare capi di imputazione, ma quanto sia facile cadere anche lì in elementi a volte valutativi che non sono necessari, perché il capo di imputazione deve essere sicuramente completo, perché altrimenti si va a ledere il diritto di difesa di chi viene indagato prima, poi imputato, però non deve essere superfluo, cioè non deve dire delle cose che poi per descrivere quel fatto in realtà non servono. E invece è molto facile cadere in questi errori, noi per primi dico, poi magari, come dire, anche il giornalista quando riporta le notizie. Quindi ho proprio riflettuto su quanto, quando uno scrive un capo di imputazione, per dire l'uso degli avverbi o di certi aggettivi, cioè bisogna riflettere sul fatto che gli avverbi e gli aggettivi vanno usati se sono necessari per descrivere quel fatto in modo che quel fatto integri quel reato. Se io faccio un capo di imputazione per maltrattamenti, uso il termine abitualmente perché è un reato abituale, mi serve indicare una reiterazione di condotte, perché altrimenti il reato non ci sarebbe, non lo potrei contestare. Altro è per esempio scrivere, perché mi è capitato, che ne so, in un capo di violenza sessuale, scrivere della persona offesa come la malcapitata oppure un'aggressione brutale, cioè ci sono delle aggettivazioni o delle parole che secondo me non vanno bene. È ovviamente il mio punto di vista, il mio parere. Io nel capo di imputazione il nome della persona offesa lo scrivo, o scrivo la persona offesa perché la persona offesa è un concetto giuridico, non scrivo la malcapitata, non scrivo la brutale aggressione, perché quello non è quello che mi va a integrare il reato e dà un'accezione che non è secondo me corretta e soprattutto rispettosa, perché poi appunto noi maneggiamo le vite di persone che hanno subito dei reati a volte orribili, maneggiamo le vite anche di chi li ha commessi i reati e anche loro meritano, come dire, il rispetto, perché si tratta sempre di persone, quindi le persone vanno trattate con rispetto, qualunque veste partecipino al processo. Una cosa su cui per esempio ho riflettuto oltre al linguaggio è anche come tutelare le persone offese nel processo per la questione della vittimizzazione secondaria di cui appunto parlavamo, no? Del fatto che comunque ripercorrere vicende umane dolorose davanti a sconosciuti e a un pubblico, perché poi le udienze sono pubbliche, è un ulteriore trauma, al di là che si potrebbe non essere creduti, ma comunque si riportano a galla dei fatti che sono emotivamente dolorosi. Una cosa in cui io ho sempre creduto in tutti i reati, ma in questi in particolare, è la necessità di svolgere indagini complete, cioè la completezza dell'indagine per me è il dovere primo che il pubblico ministero ha,
ma non solo per come la Costituzione lo ha strutturato, perché non siamo gli avvocati dell'accusa, siamo dei magistrati che fanno indagini in tutte le direzioni, a carico e a discarico, ma in questo particolare diciamo, ambito, nell'ambito della violenza di genere, fare le indagini complete solleva in qualche modo la persona offesa dalla responsabilità di portare l'eventuale peso della condanna tutto sulle sue spalle, perché noi abbiamo una Cassazione che dice che la deposizione, la testimonianza della persona offesa potrebbe anche bastare a portare a una condanna, sempre che si ritenga che sia attendibile, credibile, tutto quanto. Quindi volendo noi potremmo anche dire: io credo alla persona offesa, porto lei al processo, non faccio altro. Però il punto è che in questo modo poi il peso dell'eventuale condanna, se arriva, perché poi magari il tribunale assolve, ma se invece la condanna c'è, il peso lo porta tutta la persona offesa. Invece se noi l'indagine la facciamo completa, abbiamo il vicino di casa che magari dice: sì, sentivo che lui urlava e le diceva minacce, le diceva offese, abbiamo magari il datore di lavoro che la vede arrivare al lavoro con un occhio pesto, abbiamo i certificati medici perché lei è andata magari in ospedale spesso dicendo che è caduta dalle scale. Ovviamente i medici, io sono figlia di medico, una lesione di una che cade dalle scale da una che viene picchiata la distinguono, quindi come dire, il medico magari un alert te lo dà, e secondo me anche in questo come dovere nostro, oltre al linguaggio da utilizzare, c'è quello di garantire la completezza dell'indagine, che ripeto vale per tutti i reati, ma in questi ambiti secondo me è ancora più importante, perché in questo modo insomma la donna è ulteriormente tutelata e non sente su di sé la responsabilità, ovviamente non ha della condanna, ma nella sua percezione c'è questo peso di aver causato la condanna magari del marito o del figlio, del genitore, perché poi i maltrattamenti, come dire, avvengono spesso anche da parte per esempio di figli nei confronti dei genitori, quando ci sono dipendenze di varia natura, quindi insomma questo secondo me, anche su questo è importante che noi, linguaggio e competenza dell'indagine, siamo particolarmente attenti. Grazie. Restiamo e concludiamo questa rapidissima analisi di questo interessante testo con Giussi Fasano. Nella definizione della vittima il testo definisce delle pratiche scorrette che elenco molto rapidamente. Colpevolizzare la vittima, il victim blaming, non cercare giustificazioni all'omicidio o alla violenza nei comportamenti o nelle scelte della vittima, evitare speculazioni su dinamiche relazionali che potrebbero distogliere l'attenzione dalle vere responsabilità dell'aggressore e contribuire alla pericolosa retorica del victim blaming. Pratica scorretta, usare stereotipi di genere e quindi non utilizzare espressioni o immagini lesive della dignità della persona, evitare di descrivere la vittima secondo modelli patriarcali di donna angelo o di donna tentatrice o cattiva ragazza, non descrivere gli stati emotivi della vittima come stereotipate caratteristiche femminili, fragile, debole, impaurita, ma legarli agli effetti della violenza subita. Infine, negare la soggettività, non rappresentare la vittima attraverso le sue caratteristiche fisiche o solo tramite il suo status familiare. Temo siamo ancora lontani, lo sbaglio. Io credo che anche qui, come in tutte le cose che riguardano le questioni di genere, dei passi avanti ovviamente sono stati fatti. Dal 2009, da quando ci fu la legge sullo stalking in poi, questo continuo dibattito pubblico sulla questione di genere ha causato qualcosa, quindi sarebbe stupido negarlo. Perciò passi avanti ne sono stati fatti, ce n'è ancora molto. Tu parli di stereotipi, tutto quello che dice quel testo naturalmente è più che sensato. Io direi che la base per poter costruire una narrazione corretta è una cosa semplice, che si chiama buonsenso. Il buonsenso nella descrizione, nel non indulgere in cose che possono dare alla donna delle responsabilità, nel non definirla come funzione, la moglie di,
la cosa di, la segretaria di, cioè lei è una donna, che cosa ha fatto nella vita, quali sono stati i passaggi che hanno portato a quell'evento e soprattutto mai, per quel che mi riguarda, poi ancora ci sono dei casi ma sono rarissimi per la verità, mai buttare lì quel germoglio di giustificazione maschile che è dato dal fatto che lui in quel momento gli è girato così perché ha avuto questo. La parola raptus è la cosa credo più detestabile, perché innanzitutto, come ci può spiegare anche la dottoressa, in magistratura, non in magistratura, diciamo in psichiatria, il raptus non esiste come categoria, non c'è uno psichiatra, non uno serio, poi ce ne sono alcuni che invece lasciamo perdere, ma il raptus non è che esiste come categoria, cioè, non esiste proprio nella psichiatria, è cioè, l'esplosione improvvisa di rabbia che porta a una violenza smisurata e inqualificabile, non esiste, perché la psichiatria, analizzando questo tipo di comportamento, trova sempre, poi certo noi possiamo anche non vederlo in una persona e lo vediamo quando esplode, però esistono sempre dei passaggi pregressi a quella cosa che viene chiamata raptus e che alcune volte, ahimè, ancora oggi è definito raptus anche nelle consulenze che vengono presentate, nelle consulenze portate davanti alla magistratura, di parte le consulenze di avvocati di difesa, commissionati dalla difesa o a volte anche dall'accusa. Come dice Mencacci, che è un noto psicologo, psicanalista, un conoscitore dell'animo umano, che ne ha visti di persone violente, eccetera, eccetera, lui dice: guarda, io non l'ho mai visto una persona che è minuta, piccolina, che ha un raptus, spesso un gigante, cioè non esiste questa cosa. Come mai parliamo di raptus sempre soltanto di persone che hanno la sopraffazione, il DNA di quel comportamento e di quel momento? E poi comunque anche gli stereotipi di genere, è molto semplice capire quanto siano radicati gli stereotipi di genere. Abbiamo fatto anni fa con una psicologa, abbiamo fatto un esperimento ai ragazzini di terza media, di prima superiore, abbiamo dato il compito di descriverci la seguente cosa. Ai maschi è stato chiesto: se domani mattina mi sveglio donna? Alle ragazze è stato chiesto: se domani mattina mi sveglio uomo? Non avete idea di cosa viene fuori. A volte divertente, a volte profondo, ma spesso proprio l'idea dello stereotipo dell'essere uomo e dell'essere donna inculcato in questi ragazzini di 14-15 anni, quanti anni avevano. Mi ricordo uno di questi, poi è diventata anche una specie di piece teatrale, perché è diventata una cosa carina, ma appunto risale tanti anni fa. Uno di questi ragazzini, se domani mattina mi sveglio donna, questo ragazzino, a proposito di stereotipi, scrisse: ah, se mi sveglio donna domani mattina, che bellezza, proprio con tutti i punti esclamativi, che bellezza, finalmente posso avere paura. Tutto questo perché i suoi genitori, la sua famiglia, diceva, quando lui non voleva dormire con le luci spente, aveva paura. E tutti a dirgli: ma non fare la femminuccia, ma porca miseria, basta fare la femminuccia, sei un uomo, ma che ci vuole una dose con le luci spente? È una piccolezza, certo, adesso non bisogna neanche esagerare, come dicevo prima, ci vuole sempre un senso di misura nelle cose che si dicono, anche nelle critiche che ci facciamo noi giornalisti, perché non è che poi non si può scrivere più niente, perché altrimenti siamo tutti tacciati, diventiamo poi come quelli del guerra, che qualunque cosa è sempre sbagliata. Non è così, cioè, ci vuole progresso, però il fatto che uno si senta ripetere a 10 anni per 150 milioni di volte non fare la femminuccia perché ha paura di fare una cosa, comporta il fatto che se lui fosse donna quasi quasi sarebbe meglio, ecco. A parte poi gli altri divertenti, cioè quelli che quelli che hanno scritto anche bellezza, se fossi donna mi toccherei le tette finalmente, quindi poi viene fuori anche proprio i desideri sessuali di belle tale, un esperimento semplicissimo ma che ha funzionato negli anni, qualche volta lo abbiamo fatto con le classi, però è una questione di stereotipi appunto, ed è anche nelle parole che sentiamo normali, non è soltanto nella descrizione delle questioni che finiscono in tribunale, alla magistratura, anche tutte le cose che sentiamo e che sentiamo ripetere dagli amici, cioè l'uomo è il cacciatore, ma chi è la preda? Cioè non ho capito, l'uomo è il cacciatore cosa? Come?
sono parole che sono entrate nell'immaginario di tutti quanti noi perché ce le abbiamo nella testa e che ovviamente vengono poi riprodotte nelle cose che si fanno nella vita. È un po' più insensato riprodurlo in una sentenza, è un po' più insensato riprodurlo in un articolo o scrivere di una donna uccisa, la moglie di avvenente, lui folle di gelosia. No, nel senso che non è la follia che ti fa uccidere, perché sarebbe il caso di mettersi finalmente in testa una volta per tutte che la violenza si sceglie, non te l'ha ordinata il medico, si sceglie. Poi c'è un caso di malato psichiatrico, penso esiste sicuramente una misura di questo genere, però diciamo nella gran parte dei casi hai scelto la violenza anziché scegliere la strada alternativa, esattamente la strada alternativa che ha scelto lui per non scegliere la rabbia, o hai scelto tu perché lei ti ha abbandonato e tu non ci hai visto più, poraccio, la amavi così tanto che ti sono ucciso. Non funziona così. Non funziona così, eppure c'è tanta gente che scambia questo senso di possesso per amore. Ancora adesso ci sono tanti ragazzi, io lo vedo quando vado nelle scuole e delle volte è deprimente, delle volte è deprimente capire quanto siano radicate ancora queste cose. Allora se lo trovo in un settantenne, diciamo così, che quasi quasi è più giustificabile, ma a 15 anni, ma puoi mai pensare che la tua ragazza è tua e che tu le devi dire se può uscire con te e se si può mettere quella gonna perché tu gliel'hai vista e te l'hanno comprata assieme a te, non l'ha comprata quell'altro giorno che c'era lì in intorno quello che era l'amichetto suo che lei guarda. Ci sono ancora. Purtroppo delle volte ci diciamo con le persone che sono in contatto, poi il giro delle persone che si occupano di questi argomenti, mirabilmente diventa sempre poi quello delle stesse persone, delle volte ci sono, ma basta, cosa facciamo fare? Stiamo a parlare questi ragazzi. Vai nelle scuole e vedi ragazzi giovani, molto giovani, che ripetono e un ripetersi all'infinito di modelli che noi siamo sempre lì a lottare, a cercare di scardinare, ad allontanare, e poi basta una frase detta in televisione dall'uomo del momento, una cosa in questi ultimi anni, una cosa diventata virale sul web o su TikTok o su qualunque diavolo di altra questione online, per diventare, per replicarsi un miliardo di volte ed entrare nella testa contro i nostri incontri, i convegni, i discorsi. Delle volte viene proprio voglia di dire, vabbè basta, una partita pesca, lo facciamo, poi vabbè, lo facciamo. E invece siamo qui a lottare. Anche perché penso che qualcuno dei colleghi in sala penserà che stiamo forse esagerando, stiamo sovraccaricando, ma in realtà poi basta leggere gli articoli quotidianamente. Chiudo con questo vademecum oltre le parole, per dire che ovviamente parla anche delle buone pratiche, ne elenco solo una, che la necessità di tutelare l'identità nei casi di violenza e quindi stupro, maltrattamenti fisici e psicologici, atti di crudeltà e ferocia, la vittima non deve essere identificabile neanche indirettamente salvo una sua esplicita richiesta. Ecco qua appunto immagino i colleghi pensare ma chi va a identificare la vittima? In realtà è una problematica molto frequente nelle redazioni, ripeto, non più tardi dell'ottobre scorso l'Ordine dei giornalisti del Veneto ha fatto un richiamo ai colleghi perché ricordo bene anche il caso, una situazione di vittima di una ragazza veneta vittima di violenza in un paese dell'est, ebbene si era andati a definire con talmente tanta a zoomare su questa ragazza che era di quella provincia e che era partita con un gruppo di amiche eccetera eccetera, cioè praticamente bastava scrivere nome e cognome, insomma, ecco, e di qui avvenne il richiamo dell'ordine. Ho voluto dire questo aspetto perché in realtà queste situazioni diciamo emergenziali o comunque di pratiche scorrette nella nostra professione sono molto più frequenti di quel che vorremmo
credere, vorremmo far credere. Facciamo un break in questo senso, Gino Cecchettin, e prego anche la regia di attivarsi in questo senso, ha preparato un PowerPoint con alcune riflessioni, indicazioni, chiamiamole che volete. Prego Gino. Beh, allora, Tiziano, succediamo il turno, giusto? Mi aveva spiegato un po' il tema della giornata e io ho fatto i compiti a casa, perché poi io non sono un giornalista, mi occupo tutt'altro di elettronica, quindi sono andato a sbirciare un po' in giro perché mi aveva detto di cosa parliamo. Adesso io ho preso una presentazione della fondazione sulla quale ho inserito alcune attività legate proprio al tema del linguaggio e dei giornalisti. Allora, ok, la presentazione dice anche cosa fa la fondazione, ma vado avanti velocemente su questa parte. Vediamo. Ecco, il cambiamento inizia dalle parole, dai gesti e dalle scelte di ogni giorno. Questa è una presentazione standard che avevamo già fatto. Dopo questo punto ho inserito alcuni scorci di giornale che ho trovato guardando qua e là, partendo anche un po' dalla mia vicenda, non pensavo fosse così lunga, ecco, il supporto alle vittime. No, vado avanti perché devo arrivare al punto, altrimenti la sola presentazione richiede mezz'ora, quindi eccolo qua. Da dove siamo partiti? Ecco, le parole non descrivono soltanto la realtà, ma contribuiscono a crearla, quindi sappiate che insomma, avete anche un ruolo importante nel creare. Quindi se scambiamo le parole, cambiamo il modo di vedere il mondo. Ecco, questo è quello che mi vede tutti i giorni. Allora facciamo un test. Titolo A: accecato dalla gelosia uccide la fidanzata. Titolo B: un uomo sceglie di uccidere la sua fidanzata. Spesso i due titoli portano, è la stessa notizia, però portano chiaramente a un sentimento diverso sul lettore. Io qui ho ragionato da lettore e da fruitore. Tutti gli articoli che ho letto dopo la vicenda di Giulia. Quale dei due vi fa percepire maggiormente la responsabilità dell'autore? Perché il primo, accecato dalla gelosia, è quasi una scusante. E questo è un articolo vero. Lei lo tradisce, lui la uccide. Questo è un giornale online svizzero. Cremona, accecato dalla gelosia, coltella la compagna e la uccide. Quindi quello che prima sembrava un test che abbiamo fatto provando a ipotizzare due frasi, e invece nella realtà succede. Ecco, io non è che facciamo questo per colpevolizzare nessuno, ecco, anzi volevo partire dal presupposto che per quanto mi riguarda il rapporto con i media, in particolare con i giornalisti, è sempre stato ottimo, a parte in un paio di occasioni, però c'era dell'altro di mezzo. Da giorni non sembrava più lui. Se andiamo a vedere il vademecum, sia nell'articolo precedente che su questo, non sembrava più lui, quindi c'è quasi un'analisi medica del perché è stato portato a fare questo. Relazione nascosta ai genitori. Ecco, nella vita privata di una donna deve rendere conto di come la sua relazione sia in funzione di cosa. Io ho sempre a mente il caso successo dopo Giulia, perché ormai leggevo quotidianamente, e mi ricordo che un mese dopo Giulia c'è stato il femminicidio di Vanessa Ballan, mi sembra, nelle zone di Castelfranco, dove non è stata data la stessa attenzione che è stata data al caso di Giulia. E io mi sono chiesto perché, no? Ci sono due pesi, due misure, perché con Giulia c'era un'attenzione mediatica alta, perché stiamo parlando di vite e ogni vita ha la stessa importanza, quindi noi dovremmo quantomeno pensare cosa c'è dietro ad ogni singola vita. Vale soprattutto per me. Ecco qua, vabbè, riporto
l'aggettivo, prima la dottoressa parlava degli aggettivi e degli avverbi, c'era la parola barcollando, perché il femminicida ha incontrato la donna per strada, però lei camminava barcollando, quindi anche qua una scusante. Ecco qua, il bravo ragazzo che ha perso la testa, questa classica frase che è poi ripresa da Elena, che è stato il vostro bravo ragazzo. E arrivo al mio caso, perché ecco, forse nel momento in cui per la prima volta mi sono trovato di fronte ad una non coerenza su quello che ho vissuto e quello che è stato raccontato, è stato nel momento in cui ho deciso di scrivere il libro, e l'ho fatto per diversi motivi, perché provate a immaginare che vostra figlia esce da quella porta lì, la saluti e sai che poi scopri una settimana dopo che per tutta la vita non la potrai più rivedere, abbracciare, non ne potrai più parlare. E tutti i non detti rimangono lì. Come puoi fare a ricucire questo rapporto? Allora inizi a scrivere su un foglio, inizi a raccontarle qualcosa, magari la sera io andavo a letto e le raccontavo comunque una fiaba, finché a un certo punto le parole scritte iniziavano ad avere corpo e quindi volevo farle un regalo. E ovviamente decisione difficilissima, però si era già paventata l'idea di un'associazione che io volevo finanziare con le mie forze. Allora sembrava che tutto potesse convergere verso una decisione, quella di fare un libro, finanziare la fondazione, fare un regalo a Giulia, continuare a parlare di lei, perché ecco, se fosse una cosa che dove mi sono ostinato ad andare controcorrente, è quella di dire no, io voglio continuare ad essere il papà di Giulia. E quindi ok, facciamo il libro. Ho chiesto a tutti i miei consiglieri, anche persone molto diciamo che mi hanno contribuito tanto ad aiutarmi, e tutti erano concordi che il messaggio che volevamo dare era un messaggio bello, e quindi ho chiesto un aiuto. Però nel momento in cui abbiamo sentito una proposta editoriale, è arrivato il contratto. Io mi sono abituato a contratti di lavoro legati all'elettronica, non ci ho capito niente. Ho detto ma cosa bisogna fare? Bisogna andare dagli esperti, no? E quindi ho detto contattiamo un esperto di comunicazioni, soprattutto nei rapporti con le case editrici, e invece ha deciso di affidarsi a un'agenzia di comunicazione per i rapporti con i media. Ok, quindi bastava andare un po' a fondo nella notizia. Ecco, l'unica parte bella è che c'era alla fine delle notizie. Nei giorni scorsi lo zio di Giulia ha diffuso una lettera lasciata da un ragazzo sulla tomba della giovane nel testo che chiede scusa. Quindi è successo anche a pochi mesi da Giulia, capisce di aver avuto comportamenti ossessivi nei confronti della fidanzata e dice di aver smesso grazie alle parole dei familiari della 22enne. Ecco, questo forse è il seme che fa nascere la fondazione. Tra l'altro, scusami Gino, ma tra l'altro anche ragionando in termini giornalistici, questa è la roba bella, da titolo, cioè che, come dire, che fa giornalismo, null'altro paradossalmente, quindi c'è anche la scelta tecnica sbagliata, scusa, mi è venuto spontaneo. L'ho portata come esempio per questo, perché poi io dico, ma io quante volte arrivo alla fine di un articolo? E allora, adesso, quanto si legge di un articolo? Qua ho citato anche le fonti. Allora il 70-80% si ferma alla lettura dei titoli e sommari. Ma forse sono numeri che già conoscete o sbaglio? Sì, immagino. La maggior parte degli utenti legge solo circa il 20% delle parole, solo una piccola percentuale, circa il 16%, legge un articolo dall'inizio alla fine. Quindi mi dico, ma caspita, ma e voi per che cosa lavorate? Secondo me bisogna fare in modo che all'inizio ci sia qualcosa che stimoli ad arrivare alla fine, e lì i titolisti giocano un ruolo fondamentale, perché è dal titolo che poi hai il desiderio di andare avanti o meno. Però tutte
tutte le volte che ho trovato un articolo, e quasi posso biasimare quelle 2 occasioni dove l'articolo era dissonante o fortemente dissonante dal resto dell'articolo, quando abbiamo sentito la redazione ho detto ma il titolista dipende da un'altra parrocchia, e il titolista è un'altra cosa, sia nel caso dell'online che nel caso dell'offline. Ma caspita, questi titolisti sembrano delle entità astratte che non esistono, compaiono di notte e mettono il titolo. Ecco, se c'è una cosa che posso spendermi, io intanto ringrazio personalmente a nome della mia famiglia, perché veramente generalizzare per me è sempre sbagliato, e ho trovato tanta professionalità. Chiaramente nella distribuzione della professionalità dei giornalisti si distribuisce come una gaussiana qualsiasi, di tutte le professioni, dagli ingegneri ai medici, però come nel mio caso posso dire che sono stati usati i guanti bianchi, però ecco, se vogliamo migliorare le cose, secondo me bisogna lavorare su quello, insomma, sull'infondere il desiderio di lasciare il lettore con veramente la voglia di mettersi in gioco, di fare qualcosa, di capire che da una notizia non solo si può essere in qualche modo eruditi, ma una presa di coscienza che possa fare un passo in più, soprattutto su tematiche relative alla violenza di genere. Grazie Dino. Sulla diatriba relativa ai titolisti c'è una è vero che ampia sono delle entità nascoste che di notte agiscono, è vero. È vero che sono delle entità immateriali, assolutamente. Poi per quanto riguarda la lettura, integro che i dati sono assolutamente veri, ma vanno, come dire, contestualizzati nel fatto che all'interno di un range di articoli se ne scelgono 4 o 5 di un giornale, e su quelli si va fino alla fine, perché sono quelli che hanno effettivamente, come dire, colto il nostro interesse. Riparto già da Giusy Fasano per tra l'altro ripartendo dal caso di Pamela Genini, che è tornato, come diceva l'onorevole Serenzato, è tornato d'attualità per l'inizio del processo. Ebbene, Giusy, ricordo un tuo articolo in cui tu sottolineavi come, malgrado Pamela avesse risposto in 4 occasioni positivamente, e positivamente va inteso in senso negativo, nel senso si trattava aspetta che lo dico tecnicamente in modo corretto, il protocollo di valutazione del rischio di violenze. In sostanza in questo articolo si ricordava come quando la Genini fu accolta in pronto soccorso le furono fatte queste 5 domande che andavano dal fatto se aveva mai subito violenza, se aveva minacciato di ucciderla, eccetera eccetera, riferite evidentemente a chi al compagno che l'aveva picchiata e che poi l'ha uccisa. Ebbene, appunto, Pamela rispose a 4 domande su 5 in modo tale da attivare la protezione, cioè questo protocollo doveva portare effettivamente a una tutela di questa giovane. La quinta domanda concerneva il fatto che se era stata mai picchiata quando era incinta, ma essendo che lei non era mai stata incinta, aveva risposto, è l'unica alla quale aveva risposto negativamente, ma insomma lei, come dire, aveva fatto suonare tutti gli alert. E tu giustamente, Giusy, hai sottolineato questo aspetto per dire come è possibile che alla fine, pur essendoci uno strumento e pur avendo la vittima, come dire, chiarito tutti i punti necessari, però poi alla fine si è creato questo buco nero. Beh, torniamo di nuovo a quello che dicevamo prima, cioè al fatto che se tutte le cose funzionassero sarebbe un mondo perfetto, e purtroppo non funziona, anche nel caso in cui un minimo di campanello d'allarme si accende, perché se una persona arriva in pronto soccorso ferita, livide, occhio nero, eccetera, è evidente che davanti a
davanti alle crocette da mettere secondo il protocollo X o Y, poi ne esistono veramente tanti, però è un po' standardizzato quello che hanno nei pronti soccorsi italiani sulla violenza di genere, quindi più o meno siamo lì, più o meno ti chiedono se sei stata mai picchiata, in quale circostanze, cioè quelle cose lì. Ora, io mi sono anche chiesta per come può essere accaduto, dopodiché nessuno ha dato una risposta. Può essere accaduto perché c'è la distrazione totale su queste cose, e per distrazione intendo c'è quella catena di eventi che non si attivano alla fine l'uno dopo l'altro. Se si attivassero si arriverebbe quantomeno a, che ne so, una cosa minima, all'ammonimento del questore che chiama il tizio e dice che qua le cose non funzionano così. Alcune volte mi dicono non per i violenti incalliti, ma per le persone che magari hanno sbandato un attimo in alcune occasioni, il richiamo del questore funziona, per esempio, è una cosa minima, ma funziona. Se tu non sei un uomo di indole del tuo violento, ma hai avuto un periodo con dei comportamenti, diciamo, non consoni, in quei casi lì, davanti all'idea di finire nei guai con la legge, molta gente si ritrae, le cose rientrano. C'erano dei dati che adesso non ricordo, non vorrei citarli sbagliando, però c'era una grande percentuale di queste persone che riusciva poi a non fare l'escalation verso la violenza. Però, viva Dio, bisogna essere attenti a tutto, e ci sono i campanelli d'allarme che bisogna, spesso le donne stesse sottovalutano o non riconoscono la violenza, come dicevamo all'inizio, ma che gli operatori non la riconoscono ancora è davvero un altro di quei motivi un po' deludenti, un po' deprimenti davanti a tutto questo. Secondo me tutto nasce dal fatto che proprio quando si dice è una questione culturale, c'è dentro tutto e niente nella frase una questione culturale. Che vuol dire esattamente? Vuol dire che siamo giovani come paese, secondo me, siamo giovani nell'aver acquisito la consapevolezza di alcune cose, di alcuni passaggi, siamo giovani da ogni punto di vista e lo siamo anche banalmente nei passaggi legali che abbiamo fatto. Non voglio risalire alla legge sul divorzio del 70, ma ricordiamoci ogni tanto che noi abbiamo abolito il diritto di onore nel 1981, abbiamo abolito il matrimonio riparatore nel 1981, l'altro ieri. Cioè tu ammazzavi una persona perché eri follemente geloso, e se andava male, ma proprio male, ti facevi il massimo, mi pare che fossero 7 anni, non so se mi ricordo bene, ma era una cosa del genere, e poi combinati sempre 2, 3. O il matrimonio riparatore, violentavi qualcuno, violentavi la donna che a te stava bene, te la portavi via, e poi però per riparare non è che ti mettevano in galera perché eri un violentatore, ma te la potevi sposare, e allora tutto si riparava finché quel mostro di gentilezza e di gigantosità, che era fu Franca Viola, disse: ma io qualcosa che ti sposo, non ti voglio per niente sposare, anzi sai che c'è molto denuncio e te la vedi tu. E quindi finalmente abbiamo fatto uno switch, perché ancora una volta c'è stata una donna che ha avuto il coraggio di dire di no a una cosa che non era patriarcale, di più. È del 1996 la legge che ha fatto delle violenze sessuali un reato contro la persona e non più contro la morale. 96, ancora più recente, ancora l'altro ieri. Io ce l'ho in testa perché sono passaggi che poi ho seguito. Nel 2017 la legge sull'indegnità succedere. Cioè prima di allora c'è voluto ancora una volta una ragazza che ha detto: ma io perché mio padre deve avere la successione della casa di mia madre che aveva comprato con mia madre se lui l'ha uccisa? Ma per quale motivo? Quindi ha avviato una battaglia, questa ragazza che si chiama Vanessa Mele, che non si chiamava Mele all'inizio, si chiamava come il padre, aveva avviato una prima battaglia per togliersi il cognome del padre, perché lui aveva ucciso sua madre e non era degno di avere nel suo nome il cognome. Quindi battaglia numero 1, battaglia numero 2, Vanessa la vince. Esiste la legge sull'indennità succedere, 2017. 2018 la legge che finalmente, io non lo dico da forcaiola, sia chiaro, però fino al 2018 c'era la legge che diceva che gli uomini possono essere condannati nel caso di uxoricidio all'ergastolo, e le donne possono essere, che gli uomini possono essere condannati all'ergastolo, ma non nel caso che uccidessero la donna. L'ergastolo per l'uxoricidio
per un uomo è stato introdotto nel 2018, legge 4 mi pare, non me la ricordo più il numero, ma comunque fino ad allora c'era un tot di anni, comunque sufficiente, non voglio allungare, non voglio che le persone vadano in carcere e ci rimangono a vita. Ho lavorato per le carceri, sono per la rieducazione sensata delle persone, però per dire che tutto questo è tutto recente nel nostro paese. La cultura che abbiamo incamerato negli anni, che hanno incamerato le nostre madri, è tutto recente, basta guardare il processo per stupro, è un po' vecchio, ma forse le persone più anziane di voi si ricorderanno, nel 79 viene trasmesso per la prima volta, ha un successo immenso, quel processo per stupro a Fiorella. Questa ragazza era rapita da 4 ragazzi, il suo fidanzato la rapisce, fanno tutto quello che vogliono fare e lei arriva in aula, altro che vittimizzazione secondaria, altro che vittimizzazione secondaria. L'avvocato fece una riga che disse siete stati voi alle donne, siete stati voi a volere la parità, se ve ne stavate al focolaio, dice l'avvocato Palmieri, se ve ne stavate al focolaio tutto questo non sarebbe successo. Quindi è tutto pubblico, è tutto qua ed è tutto l'altro ieri. Perciò la domanda a tutto questo, perché non sta la campanella d'allarme, perché non abbiamo la cultura sufficiente, è legata al perché abbiamo troppo poco background. Ce l'abbiamo le donne perché ci insistiamo per fare le cose perché ci riguarda molto, alcune di noi peraltro. Ma per il resto siamo fermi a questo punto qua. Ho divagato, lo so. No, assolutamente, hai assolutamente ragione, tra l'altro. Proprio su questo background limitato e forse anche sulla necessità di fare oggi dei passi, un passo accelerato vorrei dire, per cercare di recuperare la situazione. Dottoressa Coroni, appunto, rimanendo su questo caso di Pamela e il fatto appunto che questa ragazza aveva fatto scattare tutti gli allarmi possibili sulla vicenda, si tratta di una clamorosa eccezione o è una spia di qualcosa che ancora non va anche a livello giudiziario, intendo? Allora, diciamo che io mi sono occupata di reati di violenza di genere per 8 anni, adesso attualmente non li faccio, mi capitano quando sono di turno esterno, ma non me ne occupo più come materia, diciamo, di assegnazione. E credetemi, quando ci si occupa di questi reati si vorrebbe avere la sfera di cristallo, perché sul tavolo del pubblico ministero arrivano in media, a Venezia abbiamo dei turni codice rosso settimanali, almeno una quindicina di fascicoli di codice rosso al giorno, quindi fascicoli a carico di noti, ignoti, a volte anche modelli 45 con i fatti non costituenti di evidenza di reato, che riguardano maltrattamenti, atti persecutori, violenze sessuali, lesioni tra conviventi, abusi su minori, vicende di questa natura. E si vorrebbe avere la sfera di cristallo perché molto spesso apparentemente sono molto simili i fatti, ci sono spesso minacce, ci sono spesso degli atti di violenza, ci sono denunce per maltrattamenti, alcune delle quali magari sembrano già nell'immediato fondate e magari devono richiedere una misura, chiediamo misure in continuazione, un ciclo continuo. Tra l'altro apro una brevissima parentesi, chi si occupa di questi reati negli uffici di procura sono tendenzialmente i più giovani. Io li ho fatti per 4 anni a Como, che è stata la mia prima sede di servizio, li ho fatti per 4 anni qui a Venezia quando sono arrivata e ero ovviamente l'ultima arrivata. Perché? Perché sono reati che tendenzialmente nessuno vuole fare, perché sono come essere di turno in continuo, hanno attività urgenti costanti, richieste di misure cautelari, incidenti probatori, audizioni di minori, di donne, cioè. E quindi uno dei problemi secondo me è che purtroppo spesso si ritrovano anche a fare questi reati persone, colleghi, io per prima, perché appunto che non hanno esperienza. E quindi questo è un elemento su cui occorrerebbe riflettere, perché anche a pesare una querela si impara. Cioè io quando ho iniziato a Como mi ricordo che non potevo neanche pensare che una querela non fosse vera, perché chiaramente siamo abituati a pensare con le nostre coordinate mentali e dico io non la farei mai una denuncia falsa, e quindi tendenzialmente mi veniva da credere a tutto quello che leggevo.
negli anni ho imparato quanto invece molto spesso le querele siano infondate o siano addirittura calunniose o strumentali rispetto ad altre vicende, quindi si impara a pesare quello che c'è scritto e soprattutto quello che non c'è scritto, perché quello che non c'è scritto nelle querele spesso sposta più di quello che c'è scritto, però questo lo impari nel tempo, quindi a volte il rischio, come dire, della sottovalutazione c'è, e non è legato solo magari a un'esperienza relativa sul campo, ma c'è perché serve, come dire, vedere le cose nella loro globalità e cercare di distinguere quello che effettivamente può essere pericoloso, portare magari all'adozione di una misura cautelare e quello che non lo è. Io, diciamo, mi ricordo quando mi occupavo di questi reati a tempo pieno, avevo una serie di segnali di allarme che sicuramente mi facevano pensare qui una misura penso di doverla chiedere, per esempio se un soggetto era incensurato o meno. Ovviamente anche gli incensurati sono spesso stati, come dire, colpiti da misure cautelari, ma sicuramente chi aveva già un casellario giudiziale con magari condanne per reati di violenza e che erano, come dire, sintomatici di un'indole violenta, già quello era un elemento di allarme. Oppure se c'era un'escalation di fatti, magari si inizia con minacce, poi si passa all'azione fisica, poi si passa a danneggiamenti, ad altri comportamenti di questo tipo. Se c'è un'escalation, l'escalation tendenzialmente va bloccata, anche perché la minaccia non può uscire a tutti, perché secondo me non è che esce a tutti, ma si tratta di parole. Quando per esempio si passa a una violenza fisica, la violenza fisica secondo me è la spia di uno step che va bloccato, perché passare all'azione, prendere a sberle una persona, cagionare lesione, rompergli il naso, secondo me è, come dire, un elemento da tenere in considerazione. O ad esempio, questa è una caratteristica che spesso si ritrova in questo tipo di reati, persone che hanno forme di dipendenza da alcol, da droghe o dipendenza anche di altra natura. Le dipendenze rendono meno controllabili le persone, quindi la misura cautelare in questi casi chiaramente sono tutte spie. Ripeto, non c'è nessuna taschera di cristallo, spesso veramente uno non ci dorme la notte per pensare l'ho fatto bene, l'ho fatto male. Il rischio, secondo me, che bisogna arginare è quello di passare all'eccesso opposto, cioè di scadere in una giustizia difensiva, che secondo me è pericolosissima, come lo è la medicina difensiva. Cioè il pensare che allora, per pararmi le spalle, io la misura cautelare la chiedo sempre, in tutti i casi, e magari chiedo sempre il carcere, così nessuno mai mi potrà dire nulla, perché se ho chiesto il carcere, poi dopo la palla la passo al GIP e decide lui se darmelo o darmi una misura meno grave, ma io mi sono cautelata. Questo secondo me è un po' pericoloso, perché come dire, secondo me il pubblico ministero bravo, il magistrato bravo cerca di valutare le cose per quello che sono, quindi il carcere deve restare l'estrema ratio, anche se le ultime riforme normative stanno un po' spostando verso degli automatismi per cui il carcere diventa quasi la regola. Secondo me il carcere, visto che la libertà personale è inviolabile, deve rimanere come dire, l'estrema ratio, quindi si chiede senza timore, ma si chiede quando ci sono una serie di elementi, altrimenti si parte con misure meno afflittive, perché anche un divieto d'allontanamento, un divieto di avvicinamento o l'allontanamento dalla casa familiare, che adesso peraltro prevedono obbligatoriamente il braccialetto, sono già misure che possono evitare che vengano compiuti reati. È chiaro che si possono anche prestare a violazioni, questo lo sappiamo, però ecco, starei un po' attenta sul rischio di non cadere nell'eccesso opposto, perché io sto vedendo, quando mi arrivano soprattutto per i turni esterni, le notizie di reato in materia di codici rossi, in cui l'APG, ormai la polizia giudiziaria, ormai quasi di default su tutte le notizie di reato, quasi tutte, chiede voglia la signoria vostra valutare l'eventuale adozione di una misura cautelare, e credetemi, in tanti casi sono veramente vicende per fortuna che si capisce sono sostanzialmente infondate, o comunque in cui la misura cautelare proprio no. Però questo è sintomatico di un atteggiamento un po' difensivo che va tenuto secondo me in considerazione, perché poi si sposta il focus dalla tutela della persona offesa alla tutela mia, del magistrato, cioè a quel punto il mio focus non è più tutelare la persona offesa,
ma è tutelare le mie spalle, e è pericoloso che un magistrato ragioni così, perché poi a farne le spese sono persone che vengono messe in carcere, quindi anche lì io ne ho chieste tante di misure di carcere, ma ne ho chieste molte di più inferiori, poi sono state violate e ho chiesto aggravamenti. Quindi ripeto, la sfera di cristallo la vorremmo tutti, non ce l'ha nessuno è nella testa di qualcuno. A me per esempio, poi chiudo, colpì molto una vicenda, ero ancora a Como, si parla di veramente tantissimi anni fa, di un fascicolo per atti persecutori di un fidanzato nei confronti della fidanzata. Chiedo la misura del divieto di avvicinamento. Un giorno mi arriva un aggiornamento in cui la polizia giudiziaria mi rappresenta che aveva visto i due insieme mano nella mano, e evidentemente era una violazione della misura, ma non era una violazione di lui che va da lei e magari la minaccia e lei non vuole, erano insieme mano nella mano, e lei tra l'altro dice alla polizia giudiziaria: guardate, lasciatemi stare perché io in realtà voglio anche rimettere la querela, quindi vuol dire, non mi rompete troppo, no? E lo stalking è un reato che, salvo alcuni casi non era questo, è procedibile a querela, per cui, per dire, se lei avesse rimesso la querela io avrei dovuto togliere immediatamente la misura cautelare, cioè sarebbe decaduta immediatamente, perché a quel punto lo stalking non è più procedibile. E quindi non chiedo l'aggravamento in quel momento, perché evidentemente c'era, come dire, non un comportamento solo di lui, c'era assolutamente una condivisione di lei che addirittura dice: rimetto la querela. Tempo qualche giorno mi arriva un certificato medico da un'altra regione, tra l'altro, perché erano andati in viaggio insieme in un'altra regione, in cui lui praticamente l'ha presa a botte e le ha massacrato la faccia di botte. Ovviamente io in tempo zero chiedo il carcere, ma in quel momento ho pensato, cioè, se lei avesse rimesso la querela, cioè, di che cosa parleremo? Cioè, lui non avrebbe proprio nulla, io non potrei fare nulla, sarei con le mani legate. Questo è un tema grande, quello anche della querela e del fatto che noi arriviamo fino a un certo punto. E poi ovviamente mi sono anche interrogata, dico, beh, è andata bene, tra virgolette, che ha fatto del male, aveva delle lesioni al volto non banali, ma non l'aveva uccisa. Ma chiaramente da magistrato non so quante notti ho passato a pensare: oddio, forse avrei dovuto comunque chiederlo l'aggravamento, avrei dovuto, perché comunque era una violazione della misura. Cioè, ci sono tanti interrogativi, questo non per difendere o colpevolizzare noi magistrati, ma proprio per farvi capire la complessità della valutazione della realtà. E in quel caso poi andò bene che in tempo zero ho chiesto l'aggravamento, il GIP me l'ha dato in tempo 1, cioè un'ora dopo avevo già la misura, e questo è stato messo in carcere. E devo dire, lì il carcere è servito anche moltissimo, perché lei, mentre lui era in carcere, io poi la sentii e lei capì in quel momento, cioè prendendo le distanze obbligatoriamente da lui perché era in carcere, capì tutto quanto, e comprese, quindi, come dire, poi la sua vita cambiò. Però ecco, è molto, molto difficile. In alcuni casi i femminicidi sono avvenuti dopo che lui era domiciliare e evaso, quindi una misura c'era, o aveva il braccialetto poi se l'è tolto, quindi c'è stato un intervento. Ripeto, l'alternativa è: allora chiediamo sempre il carcere. Io su questo starei attenta, dico da pubblico ministero, starei attenta, perché la giustizia difensiva non mi sembra la strada giusta. Ci vuole sicuramente tantissima attenzione, ci vuole sicuramente esperienza, e appunto la formazione in questo è fondamentale. Però ecco, starei attenta un po' alle derive poi di cadere nell'eccesso opposto, che insomma da magistrato un po' temo. Grazie. Credo per averci proposto un caso che concretamente vi ha messo e ci mette di fronte al fatto che la realtà è sempre estremamente complessa, e che pensare di spaccare il capello in quattro ogni volta non è poi così semplice come vorremmo. Allora, andiamo a chiudere questa parte. Ricordo che essendo un seminario per i giornalisti, se avete qualche domanda ci teniamo o qualche dubbio, ci teniamo una mezz'ora per rispondere. Una cosa che volevo chiedere
ulteriormente a Gino, si dice a volte che la rete familiare non ha voluto vedere, non ha visto e in qualche maniera non si è intervenuti anche per questa, come dire, assenza. Tu come vedi, anche alla luce della tua esperienza di questi 3 anni in cui ti sei confrontato con tante persone? Allora, la famiglia non ha sempre gli elementi per poter vedere quanto è successo. Poi, se mi riferisco al caso personale, parlando con gli avvocati, con chi ha fatto indagini, con i criminologi, ha detto che ci abbiamo messo mesi a posteriori analizzando ogni singolo elemento, con il potere anche di interrogare amici. Quindi nella vita di una persona si va a tutto tondo e si fa un'indagine. Il familiare vede un piccolo spicchio della realtà, anche se è la propria figlia, ed è proprio da lì che bisogna prendere spunto per far sì che quel punto di visione che noi abbiamo sia il più possibile amplificato per poter conoscere ogni singolo dettaglio, perché tante volte abbiamo paura del giudizio. Ecco, chi è vittima di violenza ha paura del giudizio, anche del giudizio dei genitori, soprattutto forse del giudizio dei genitori, perché magari la frase, ecco, te l'avevo detto di non frequentare quella persona, ti mette nelle condizioni di poter accettare in silenzio. E poi perché la violenza è subdola. Parlando con la maggior parte delle vittime, soprattutto con gli operatori dei centri antiviolenza, riscontrano tutte lo stesso pattern che diceva la dottoressa, dove all'inizio c'è una situazione quasi normale, quasi di felicità, e piano piano il molestatore si insinua nella vita come se fosse un parassita, arrivando non sempre con l'interruttore, no? Passando da cattivo a buono, ma con un'alternanza di fasi che agiscono sulle emozioni della persona. Per cui la persona che è vittima alle volte si sente anche comunque attratta, perché è una persona che ama e che in alcuni momenti della sua vita però esprime una violenza inaudita fino ad arrivare a fare qualche gesto esagerato. Non mi meraviglia il racconto della dottoressa quando, a seguito di una querela, la signora andava mano nella mano, perché poi ci vivi assieme, è una persona che hai scelto e che non ha deciso di comportarsi come si dovrebbero comportare le persone che ti amano. Quindi i segnali quali sono? Intanto andrebbe studiato il fenomeno della violenza di genere, quindi tutti quegli aspetti psicologici, emotivi che si insinuano nella vita di ogni, partendo dai più diciamo semplici, quindi quella gelosia, no, che molto spesso viene definita romanticamente come essenziale ingrediente d'amore, e invece è il primo essenziale ingrediente per arrivare allo step successivo in molti casi, e da lì, ecco, basta studiare poi la piramide della violenza di genere, dove alla base appunto ci sono gelosie, piccoli gesti di privazione, non uscire con le amiche a bere il caffè perché sai stai con me, e anche quello è una delimitazione della libertà. E quindi noi, quando andiamo nelle scuole, quando abbiamo gli incontri, diciamo cercate di scrivere il vostro perimetro di libertà, e chiunque decide soprattutto chi decide di amarvi, da quel perimetro li toglie e non aggiunge, ecco, è già un piccolo segnale. Prima di sentire eventualmente il nostro uditorio ti faccio una domanda delicata, sempre dal tuo punto di osservazione. A che punto è secondo te la politica nel guardare, proprio nell'affrontare questa tematica e nell'adottare le misure conseguenti? Abbiamo ovviamente parlato molto, anche perché c'era stata una delle poche intese bipartisan tra Giorgia Meloni e Elly Schlein sul fatto
di non esprimere il consenso, e poi anche quello si è rallentato tanto. Anche su questo mi piacerebbe che tu mi dessi un parere. Secondo me alla fine la politica nella sua interezza coglie i problemi fondamentali, a destra e a sinistra, non facciamo questa grande differenza. Il problema fondamentale vuol dire che molte delle leggi che hanno fatto dei passi avanti poi in realtà sono state, o anche se sono state votate a volte più da una parte che dall'altra, in realtà poi ci si è rimesso mano, si è arrivato a una quadra. C'è una divisione fondamentale, anche lì è una questione forse culturale, però non vorrei spingermi in territori che magari non conosco neanche bene, però voglio dire c'è sicuramente una differenza nel modo di vedere e di interpretare la libertà femminile, l'autodeterminazione femminile, eccetera, fra il pensiero più a destra e il pensiero più a sinistra. Però io cercherei di cogliere da tutto questo il buono che c'è, se c'è, e in Italia devo dire che poi dal punto di vista legislativo non siamo indietro, abbiamo leggi sufficienti, siamo anche avanti, illuminati nelle leggi che abbiamo, secondo me. Il problema è, come sempre, applicarle a quelle leggi. Dopodiché anche queste questioni, come l'ultima che citavi, il consenso, cioè se dicono no, mi pare una cosa talmente chiara, e se dico no, magari anche se prima, un attimo prima ti avevo detto sì, è sempre no. Io sono molto d'accordo su questa visione, naturalmente non sposo la visione del non consenso che Giulia Bongiorno, ho discusso anche con lei di questo, perché poi anche lei conosce bene la realtà dei fatti, si occupa di questioni femminili, quindi anche lei lo sa bene che quella cosa lì è un po' intorcinata, che bisogna venirne a uno. L'ha detta, dopodiché Salvini o altri sono intervenuti per dire no, così non va bene, cioè insomma c'è stato un dissidio interno fra loro, un po' diciamo così, le cose sono rientrate, poi non è stata più detta in quella maniera, però mi sembra talmente palese che io credo e spero che se ne verrà a capo, e che se ne verrà a capo in quel senso lì, cioè il consenso, il sì anche nell'attualità del rapporto tra le due persone è fondamentale, è una cosa talmente stupida per quanto banale che sono sicura che se ne verrà a capo. La politica è fatta anche di questo, come sai, no? È il gioco delle parti, dire una cosa e l'altra. Poi sui diritti ci sono anche delle differenze fondamentali, però sulla violenza alle donne ho sempre cercato di cogliere, perché polemizzare secondo me alla fine fa il danno di tutto, ho sempre cercato di cogliere la parte buona che era possibile cogliere, a parte i casi estremi di gente che dice stupidaggini, però quelli sono irrecuperabili, non mi interessa parlare con gente che fa delle iperboli a 1000, io parlo con gente che a livello della mia voce che può ascoltare, anche se dissente da me. Io credo che questo sia il senso. Grazie, uno sguardo almeno di ottimismo. Allora chiedo se qualche collega, prego, Silvio, sì, comunque, sì, se prova e casomai se non ti porta il microfono. Si sente? Sì. Anche io avrei una domanda politica, tra virgolette, no? Prima una brevissima premessa. Io ho fatto per 13 anni il presidente di uno dei 3 collegi della commissione di disciplina dell'ordine, no? E ci siamo resi conto che la funzione era sostanzialmente una funzione educativa, e soprattutto attraverso la stesura delle motivazioni, no? Per cui a me piacerebbe che l'ordine rendesse pubbliche i provvedimenti presi dalla commissione, ovviamente cancellando ogni riferimento personale. Però ci siamo resi conto anche di un'altra cosa, cioè che il buon giornalista è prima un buon cittadino, cioè noi facevamo una funzione educativa nei confronti dell'attività professionale, però a monte ci sono delle caratteristiche
diverse. E il buon cittadino viene formato dalla scuola, soprattutto. Allora, chiederei politicamente, del decreto Valditara che introduce nelle scuole l'educazione sessuale, cosa ne pensate? Magari che non introduce. Che introduce tra virgolette. Cioè mi piacerebbe, non so, se sia libero il tutto, capisco che come sfondare la porta aperta, però insomma, la nostra funzione di giornalisti è anche questo, no? Allora ricordo che non se ne deve parlare, non si può parlare di educazione sessuaffettiva nelle primarie e nelle elementari, si può parlare solo con il consenso dei genitori delle medie superiori. Prego. Gino, volevi eventualmente? Sì, proprio rispondere in modo un po' così trasversale, perché la Fondazione si è già espressa, anche ieri è stata intervistata la professoressa Barbara Poggio della Fondazione e ha espresso quello che è il nostro modo di pensare. Tra l'altro ho incontrato personalmente, assieme alla professoressa Barbara Poggio, a Irene Biemi, a Stefano Cippone, tutti i professori universitari. Abbiamo incontrato l'onorevole Valditara proprio per cercare invece di portare l'educazione, quindi i tentativi ci sono stati. E nell'ultimo incontro ovviamente c'erano posizioni diverse fino poi ad arrivare al decreto legge Valditara. Io invece vorrei provare a stimolarvi in un altro senso. Allora, chi di voi ha figli? Non rispondete a me, rispondete a voi stessi. Quante volte avete, anzi, come avete educato i vostri figli all'educazione sessuale? Avete dedicato il tempo giusto, avete dedicato il tempo corretto, in modo costante, per tutto quello che serviva? Ecco, non dovete rispondere, provate a fare un'analisi. Io mi sono posto questo problema da genitore e scopro che sono stato, penso, abbastanza insufficiente in questo, perché avrei dovuto fare di più, e l'ho fatto, ma avrei dovuto fare di più. E ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi che comunque in qualche modo hanno studiato loro e mi hanno posto la domanda. E penso che qui ci sia una rappresentazione comunque di una serie di persone che hanno una cultura, che sanno l'importanza dell'educazione. Immaginiamo però il campione statistico di tutta l'Italia. Ecco, partendo da questo stimolo, vorrei pensare anche che l'educazione sessuaffettiva fa parte di quell'educazione al corpo che, proprio perché arriviamo da quel patriarcato lì, arriviamo anche da tradizioni culturali e religiose, dove tutto quello che è relativo al corpo è in qualche modo un tabù. No, parlare di sesso è un tabù, parlare di alcune parti del corpo è un tabù, quando invece la realtà dei fatti è cambiata enormemente, no? Perché se prima si cercava di celare, adesso invece si cerca di esaltare. E quanto è importante invece al giorno d'oggi, soprattutto quando alcune tematiche sono fruibili così, con un click, no? Perché poi noi celebriamo la comunione, regaliamo il telefonino, il primo sito che vanno a vedere qual è? No. Non vanno a vedere Wikipedia, ecco. Quindi anche quello è un modo di educare, no? Lasciare fare ad internet. E quindi c'è tutta una serie di non educazione che poi non viene fatta. Posto questo, nessuno vieta ai genitori di educare, perché il divieto di fare educazione sessuaffettiva nelle scuole da parte di realtà esterne, però non da parte, perché poi quello che chiediamo noi è che venga fatto dagli insegnanti, quindi ci sia un percorso di studi, quindi da parte di realtà esterne che vanno nelle scuole, proprio perché le scuole lo chiedono i presidi, lo chiedono gli insegnanti, lo chiedono i ragazzi, perché hanno soprattutto la parte emotiva, tra l'altro, è inespressa, non sanno dare delle risposte all'ansia che hanno, non sanno dare delle risposte alla gelosia, alla rabbia, e loro vengono lasciati così. E quindi non è che, diciamo, i genitori non devono educare, lo facciano,
la cosa che auspichiamo di più è che venga fatto anche nelle scuole, perché la scuola è uno strumento democratico e almeno in quelle famiglie dove non viene fatta l'educazione sessuo-affettiva, sappiamo che c'è la scuola che compensa questo, soprattutto in un momento in cui l'educazione ha una complessità tridimensionale rispetto al passato, perché si sono aggiunti degli agenti educativi che noi non conosciamo, immagino quanto sia difficile conoscerli, quindi fanno fatica gli esperti a conoscere la potenza dei social network, dell'intelligenza artificiale, perché cambiano quotidianamente. Ogni 2 settimane ci sono degli agenti di intelligenza artificiale che potenziano il loro modo di agire ed entrano nelle nostre vite, lo fanno tutti i giorni, quindi se non lo sanno fare gli esperti, e io sono uno che tecnologia insomma un po' ne mastica, e io ho la difficoltà di seguirla questa tecnologia, però è applicata per le prime, come primo aspetto nella quotidianità dei social, dei siti che visitiamo, quindi figuriamoci i poveri genitori che magari non hanno i mezzi, gli insegnanti che non hanno i mezzi per restare al passo, quindi secondo me mai come in questo momento è importante arrivare invece a dei programmi culturali per vedere, ecco, il corpo e l'anima di una persona come un tutt'uno, ecco, non scindendo i due, e far sì che certe cose non siano più un tabù ma sia la quotidianità di tutti i giorni, perché sennò continueremo a leggere delle malattie sessualmente trasmissibili che hanno un exploit tra i teenager, e continueremo a parlare di incel che ovviamente agiscono incel, manosfera, tutti questi gruppi che agiscono sui nostri ragazzi e fanno danni. Ecco, nei paesi dove è iniziata l'educazione sessuo-affettiva, tutte e due, i risultati iniziano a vedersi. Finora è solo la Spagna però, perché nei paesi nordici l'educazione sessuale è attiva dagli anni 50, ma mancava, quindi parte biologica, mancava la parte affettiva, quindi spiegare anche le emozioni, perché poi all'interno delle nostre relazioni quelle che guidano sono sempre solo le emozioni. Grazie per la domanda a Silvio che ci ha permesso di affrontare il tema. Prego. Premesso che non basta essere donna per riuscire ad avere l'antidoto alle scorie radioattive della cultura patriarcale, però mi chiedo, e lo chiedo a Tiziano e a Giuseppe Fasano, se il fatto che il mondo del giornalismo sia guidato prevalentemente da figure maschili possa in fondo in qualche modo essere collegato a certi titoli che abbiamo visto e criticato prima, a certe impostazioni. Ecco, può essere una so che non ci sono state figure importanti, i giornalisti hanno avuto una valorizzazione, però nella nostra regione pare che le condizioni siano sostanzialmente direttori masculini. Giusy, vai tu? Il mondo del giornalismo segue, ahimè, il mondo in generale, sia per le figure apicali che hanno importanza e che appunto sono figure apicali, sia per il progresso, la progressione, diciamo così, delle figure femminili nei posti di comando. Teniamo conto del fatto che la forza lavoro femminile è tipo il 40%, diciamo, della forza lavoro nazionale, e che i posti apicali per le donne sono ben sotto il 30%, e per apicali si intende in generale, quindi vuol dire che nelle grandi imprese, nelle grandi cose sono veramente poche. Noi siamo diventati un'eccezione anche recentemente, 15 giorni fa, con la nomina delle nostre 2 condirettrici donne. Il mondo del giornalismo è tanto femminile adesso rispetto a 20 anni fa, ma anche lì siamo un po' indietro, ma non è neanche una questione di percentuali per cui noi abbiamo il 30, il 40, non ci sono gli altri, è ancora una volta una questione di potere
e vuol dire appunto nei posti apicali, cosa che è sempre stata, anche come del resto in magistratura addirittura le donne sono di più, sono sempre state di più, e però i posti apicali delle donne sono ancora molto meno, a meno che mi risulti. A Venezia facciamo eccezione in procura, per fortuna. In procura a Venezia fanno eccezione, perché ci sono donne, ma Siamo sì, diciamo alla Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale, tant'è che diventa quasi un fenomeno, no? È la prima donna, questa cosa qua dei fenomeni femminili, io la detesto personalmente, quei titoli come se fossero delle scimmie nella gabbia, la prima, eccetera, eccetera. E stupisce anche nel mondo del giornalismo, perché in realtà c'è un movimento di crescita femminile. Mi ricordo che Michela Murgia aveva fatto per un tot di tempo, ogni giorno, si era messa lì tignosa com'era, lo dico in senso positivo, aveva fatto una cernita di tutti i giornali italiani, ogni santo giorno lei diceva le prime pagine dei giornali italiani, vediamo quante firme femminili ci sono, su tante cose. E aveva scoperto che le firme femminili, e aveva scoperto l'acqua calda, però comunque era una visione realistica, e delle volte uno la vede la cosa realisticamente, è come se si aprissero gli occhi, che aveva scoperto che appunto le figure femminili, come sappiamo bene noi, erano più legate alle questioni della moda, delle cose del costume, delle questioni dei viaggi e delle cose lì, che ce n'erano invece molto meno, soprattutto firmavano molto meno delle cose che contano nei giornali, degli editoriali, nei commenti, della politica, nelle questioni che fanno la differenza, che spostano le cose economiche, di potere appunto. Io come la vedo? Ti devo dire, io penso che poi alla fine anche questo sia, le cose hanno i loro tempi, non possiamo nemmeno come dire, sognare, io la sognerei anche, ma poi non è realistico sognare la rivoluzione, il passaggio, tu fai uno switch e domani mattina c'è questa famosa parità anche nei ruoli. Del resto siamo un posto un paese dove, cioè io penso che la famosa questione delle quote rosa, per parlare di parità, questo vale anche per il giornalismo, in un mondo ideale, in un mondo perfetto, è una cazzata, chi se ne frega. Cioè è vero che i posti se lo devono guadagnare perché devono essere bravi, è vero, ma siccome non siamo in un mondo perfetto, allora le quote rosa invece hanno un senso reale, vero, empirico, perché stabiliscono il punto di partenza. Siamo 50 e poi siete 50, ce la giochiamo. Siamo alla linea di partenza e vediamo chi corre più forte, vediamo chi arriva. Però ci siamo 50, fino a quelle benedette quote rosa, che poi l'applicazione delle quote rosa, diciamoci, così cosa fa. Fino a quelle benedette quote rosa, soprattutto in politica, ma questa idea del 50-50 me l'ho proprio completamente perduta, ma chi se ne frega? Cioè siamo qui, voi siete 70, noi siamo 30, voi avete una strada libera, noi abbiamo davanti la lavatrice, il bambino, le cose, dobbiamo saltare, chi se ne frega, era tutto così. Quindi ha senso invece la quota rosa, ho ragionato con me stessa, anche se detesto il senso del mettere lì la persona perché è donna, però ha senso perché ti giochi il punto di partenza, e questo vale per tutte le categorie. Io penso che abbia valso finora, poi adesso le cose evidentemente come vediamo cambiano, e vale anche per il mondo del giornalismo. Integro, visto che Gabriele mi chiamava in causa, per dire che quando ho cominciato a lavorare alla redazione di Treviso negli anni 90, eravamo in 15 redazioni e c'era una donna, tra l'altro donna straordinaria, Vittoria Magno, alla quale dobbiamo, c'è un collega che era con me, Carlo Felice della Pasqua, che era con me in quella redazione, alla quale dobbiamo la carta di Treviso, perché Vittoria Magno ha promosso, unica donna in quella redazione, però. Ecco, venendo invece a oggi, io condivido la riflessione di Giusy, nel senso che c'è un passo avanti notevole, nel senso che negli ultimi 5 anni, guardando ai giornali locali, ai nostri giornali, il Gazzettino, la Nuova Venezia, penso che siamo a come minimo 50-50, ma penso più in realtà che siano entrate più donne, fortunatamente negli ultimi anni nelle redazioni. Lo dico con certezza per quanto riguarda il mio ormai ex giornale Il Gazzettino, ma vedendo in giro c'è un grande ricambio nei giornali ed entrano soprattutto delle ragazze molto motivate, tra l'altro qualcuna la vedo qui, e
quindi insomma qualcosa sta cambiando e da capo cronista posso dire anche che avere delle donne, delle ragazze in redazione dà uno sguardo diverso che le redazioni maschili o quasi esclusivamente maschili certamente non danno. Bella forza direte voi, però questa è la realtà dei fatti. Io vorrei aggiungere una cosa che ho dimenticato, che è questa, e naturalmente è e rimane odiosa tutta quella pratica che continua a esistere nelle redazioni come in altri lavori, immagino, che è se tu sei una donna e fai carriera ci sarà un motivo, no? Soprattutto se tu fai una donna e fai carriera e sei magari amica del direttore, del vice direttore, di qualcuno che nel suo grado, nel grado del... ci sarà un motivo perché sei una donna. Quante volte vi chiedo, avete mai sentito dire di un uomo quella stessa cosa lì? Quante? Ditemi se una volta nella vostra vita avete mai sentito l'insinuazione che siccome è un uomo avrà fatto del sesso, non poteva averlo. Anche perché la catena spesso è tutta uomini, quindi era più meno ipotizzabile il sesso, secondo il mio sentire. Se c'è la donna al potere, sicuramente l'uomo ha fatto sesso, ma si dice di meno. Diciamo così. Questa è una pratica che continua a esistere, che è odiosa, e come è odiosa la pratica per cui bisogna considerare che se una donna ha dei figli, forse è bene che si ai figli e poi però la carriera. Vi ricordo solo che la von der Leyen, che è la Presidente della Commissione Europea, ha 7 figli, 7. Quindi esiste il modo di conciliare tutto, esiste il modo di essere madri e lavoratrici al top di una carriera e ai vertici per cose che contano, che hanno il potere, che spostano il potere e le decisioni della vita di un paese, dell'economia e del resto. Esistono le donne che fanno carriera perché sono brave e non perché sono ammagariate con questo modo, come sapete. Prendiamo l'ultima domanda perché siamo in chiusura, la vedo qui, prego. Sono domande un po' articolate ma cerco di sintetizzarle, che attengono tutte e due alla vittimizzazione secondaria. Una per la dottoressa Fasano: tra gli elementi che impediscono alle donne di denunciare c'è anche il problema del controesame durante il processo, che è un gioco al massacro. E veramente molte vittime, quando sono state esaminate dall'avvocato della difesa, sono scoppiate a piangere, sono state traumatizzate. E questo non sempre se ne parla negli articoli, i giornali dovrebbero fare una scelta di campo, cominciare a stigmatizzare questo comportamento senza nulla togliere però al diritto alla difesa. Ma a volte si va oltre, tant'è che molti presidenti del tribunale sono dovuti intervenire per far cambiare l'impostazione della domanda e tipologia di domanda. Parimenti l'altro problema che mi permette così di porre alla dottoressa Moroni, le famose sentenze di tribunali che hanno creato un po' di problemi di utilizzazione secondaria, tant'è che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha censurato più volte l'Italia per questo aspetto. Ha fatto un caso di scuola che è sempre citato in una sentenza che addirittura i giudici maschi hanno incominciato addirittura a descrivere il colore della biancheria intima della vittima. Allora anche qui, come lei diceva giustamente, ci vorrà del tempo affinché cambi la mentalità, ma nel frattempo però creano danni e non di poco poco. Era soltanto questo. Grazie. Allora... sì, la vittimizzazione secondaria la vediamo ancora nelle aule di giustizia. Ti faccio solo un esempio. Il caso Ciro Grillo, ok? Io non ho mai preso querela in vita mia, non ho nessuna causa, non ho mai avuto una disputa, e se qualcuno ci ha tentato l'abbiamo chiusa ancora prima di andare davanti a un tribunale, forse tanti anni fa, mai, ma ho una causa civile in corso aperta di recente da una delle avvocatesse che difende uno degli imputati del caso Grillo. Perché dice che io ho sollevato tutto quel polverone, perché sono io che faccio le domande quando lei è fuori e che immagino abbiate visto tutti, ho sollevato tutto quel polverone sulla questione della vittimizzazione secondaria, perché lei, la dottoressa, l'avvocata, aveva chiesto alla ragazza una serie di cose tipo
ma perché, tutte quelle domande ve le ricorderete, perché non ha usato la bocca, perché non ha morso, perché come si è voltata, perché ha allaccato le gambe, perché una serie di cose così. Tra l'altro processo a porte chiuse, tutto questo riferito poi dagli altri avvocati uscendo, a parte il fatto che io mi farei anche delle domande sul perché un presidente di tribunale poi ammette queste domande, però questa è un'altra cosa. Magari, come dice la dottoressa, quelle domande erano attinenti con la descrizione stessa della violenza. Stiamo parlando di un caso sessuale e quindi magari ha ragione lei, ho visto male io le cose. Io ci ho visto l'ottimizzazione secondaria perché erano veramente tante, e poi quando i verbali sono stati depositati, ho avuto i verbali di quell'udienza ed erano molte più di quelle che io avevo già a mia volta definito e pensato come tali da quello che avevo saputo. Quindi non lo dire a me questa cosa della vittimizzazione secondaria, perché non soltanto so che esiste, ma so che ci sono, questo molto riguarda gli avvocati, ancora più che i giudici che poi non fermano, molto riguarda gli avvocati, ancora una volta siamo davanti a sensibilità personali diverse, ci sono avvocati e avvocati, c'è sensibilità e sensibilità, anche quelli del caso delle donne e delle ragazze della violenza dei carabinieri a Firenze. Ma si può mai chiedere a una ragazza, lei è attratta dalla divisa, ce lo dica lei, quanto le piacciono le divise dei carabinieri, mentre camminava a vedere quest'uomo, cioè, che domanda è? Ma che cosa aggiunge tutto questo? Dopodiché sì, la risposta è sì, la vittimizzazione secondaria esiste, infinitamente meno, direi un decimo di quella che poteva esistere nel processo per stupro dell'epoca, per quella lì che dicevamo prima, infinitamente meno. Nessuno oggi andrebbe in aula a dire voi avete voluto la parità invece di stare al focolaio, però diciamo che c'è questa tendenza. Un'altra signora che mi dava l'omicidio di una ragazza vicino a Mondragone, vicino a Napoli, anche lì l'avvocato ha chiesto insistentemente sua figlia, alla mamma dell'avvocato, ma sua figlia la portava spesso la minigonna, perché quel giorno lì portava la minigonna, cioè ha molto insistito su questa cosa, la minigonna, che mia moglie davanti ad alzarsi e ti prendeva a smettere, perché era proprio il germoglio della giustificazione del fatto che quella minigonna avesse potuto far accendere questo desiderio irrefrenabile, perché Dio è un uomo e l'uomo deve essere uomo, quindi è tutto così, se le persone sono così. Grazie, dottoressa Moroni. Due flash. Allora, sulla vittimizzazione secondaria, a me capita spesso, diciamo, da pubblico ministero cercare, ecco, anche in quella sede, cioè nella sede processuale, di tutelare la persona offesa da domande spiacevoli che vengono poste. Diciamo che il rimedio spesso è a monte, perché normalmente per determinati reati si utilizza uno strumento che si chiama incidente probatorio, per cui si anticipa l'espulsione della persona offesa in una fase con delle modalità protette diverse in cui le domande vengono poste dal giudice, e quindi poi si evita di portarla a dibattimento e di, come dire, tempestarla di domande. Ci sono però dei casi in cui o non si fa l'incidente probatorio, o anzi si fa, la difesa chiede di risentire la persona offesa, o il tribunale ritiene di doverla risentire e quindi si risente. A me è capitato spesso di oppormi a domande che la difesa faceva, anche perché io già da pubblico ministero devo fare tante domande che non ho piacere di fare, ma le devo fare perché se sto facendo un processo le devo fare, e con tutta la, come dire, cautela, empatia e sensibilità di cui parlavo prima, che non sarà tantissima, ma un po' spero di averci lavorato, pongo le domande. Molto spesso, non sempre, dall'altra parte non c'è lo stesso atteggiamento, il che è comprensibile, perché chiaramente dall'altra parte c'è un imputato che rischia magari 10 anni di reclusione, e quindi il suo difensore cerca di evitare che questo accada. Mi è capitato spessissimo di oppormi a domande, o perché erano state poste in una maniera assolutamente irrituale, o perché io avevo già fatto la domanda io e quindi non c'era bisogno di rifarla, o perché comunque secondo me appunto c'era un problema nel modo di porsi, anche perché poi le persone offese hanno avuto spesso reazioni di pianto, di sgomento, magari i processi li abbiamo dovuti fermare, insomma non dovrebbe mai dimenticare, secondo me,
che da quella parte ci potrebbe essere anche un tono familiare. Ecco, io cerco sempre di pormi pensando che lì ci potrebbe essere una persona che conosco, ovviamente non può mai accadere, altrimenti non potrei essere io il PM di quel fatto, mi dovrei astenere, però come dire, l'approccio che tengo è sempre pensando che quella potrebbe essere una persona che conosco, ma sia rispetto alle persone offese sia rispetto agli indagati, gli imputati, come dire, non dividerei in buoni e cattivi i soggetti che animano il processo. E per la mia esperienza il Tribunale molto spesso di fronte alla mia opposizione ha rigettato la domanda, quindi diciamo in questo anche noi pubblici ministeri forse qualcosa possiamo fare, perché se non ci opponiamo magari il Tribunale si ritrova un po' più in difficoltà e ecco, se c'è l'opposizione del pubblico ministero, almeno io ho visto per la mia esperienza che quasi sempre la domanda è stata bloccata e la persona offesa non ha dovuto rispondere. La cosa delle sentenze, sì, io vedo che spesso nei giornali balzano, come dire, tra le notizie più importanti commenti a sentenze che sono sicuramente discutibili. Io mi ricordo già, forse ero ragazzina, che forse erano gli anni 90, la famosa sentenza di Jeans, che lo stupro non poteva avvenire perché se aveva i jeans non era possibile, cioè chiaramente una cosa, come dire, che non sta nel cielo e in terra, no? Ecco. Da lì secondo me dei progressi ci sono stati, ovviamente ci sono delle motivazioni che sono difficili da comprendere per chiunque, non mi sento di pensare che dipenda anche lì dal sesso dei componenti del collegio, perché sennò anche qui si cade nello stereotipo opposto, cioè a me è capitato di sentire avvocati che di fronte a un collegio composto di sole donne con processi per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia abbiano detto ah vabbè tanto tutte e tre donne li condannano sicuramente gli imputati. Non penso sia questo, non penso che il sesso della persona incida, sicuramente come dire, bisogna lavorare tanto sugli stereotipi. Quando lei citava il caso di magari un collegio di uomini che ha fatto riferimento al colore degli slip, che era assolutamente irrilevante, credo, non conosco la sentenza, quindi magari aveva una rilevanza per qualche aspetto che non so, però sicuramente bisogna lavorare tanto come singoli, perché anche noi magistrati non siamo immuni da, ripeto, stereotipi e cose. Non credo che dipenda troppo dal fatto di essere donne e uomini, penso che, come dire, siano ugualmente distribuiti gli stereotipi. Mi è capitato di leggere sentenze scritte da donne che non condividevo su certi aspetti, o scritte da uomini che non condividevo, quindi diciamo poi per la mia esperienza limitata ma non piccolissima, diciamo che non aggancio molto la non condivisione di aspetti al sesso del collega o della collega appunto che ha scritto la motivazione. Di certo si può sempre fare meglio tutti e quindi speriamo che ecco, nel tempo anche in questo ci sia un miglioramento, ma io penso di sì, penso che quello che diceva prima la Giusy Fasano sia vero, che c'è ancora poca storia, poca esperienza alle spalle, quindi insomma davanti invece ce n'è tanta e quindi speriamo che le cose miglioreranno. Però ci sono margini di miglioramento, questo è sicuro per tutti, me compreso ovviamente. Grazie. Dobbiamo andare a chiudere. Ricordo per chi vuole rivedere questo appuntamento su Vive TV in streaming. Io ringrazio assolutamente la nostra PM Daniela Moroni, ringrazio Gino Cecchettin, ringrazio Giusy Fasano, inviata del Corriere della Sera. Spero che abbiamo fatto un pezzo di strada assieme e ci rivediamo per il prossimo appuntamento. Grazie.